Questa è Come Divano, ok? Un programma, un podcast, come vogliamo chiamarlo oggi? Si Un dice talk, podcast. un talk comico. I podcast talk hanno, show hanno già rotto il cazzo. Gestito da degli stand-up comedian falliti, quali siamo? Sì, allora, questo è il vero biglietto da visita. C'è stata un'ondata di stand-up e noi siamo quelli che hanno fallito, non ce l'hanno fatta. Esatto, siamo quelli che meno ce l'hanno fatta, Meno ma ce- siamo qua a dire due cazzate con voi. Esatto, non ci arrendiamo. Precisamente siamo qui alla mia sinistra Massimiliano Puddu. In realtà posso essere quello più famoso tra noi tre, quindi partiamo da lui. Dipende da quello che si fa, fondamentalmente. Poi Ah vabbè, perché tu sei famoso come grafico, ma quello è un altro discorso, ne parleremo Cosa più. sei E io per famoso? cosa sono famoso? tu sei un mago, fallito lo stesso. Fallito, come mago. Come Forse mago, dovevamo fallito, chiamarlo ovviamente. I falliti sul divano. I falliti sul divano era il Direbbe titolo meglio. più giusto. Quindi dicevamo Massimiliano Puddu. Sì. Invece lì al PC, all'internet e ai commenti fuori campo abbiamo Alessandro Congiu. E buonasera a tutti. E questi tutti Poi sono l'altro. nessuno in questo momento, renditi conto. Assolutamente, Sì. siamo qua, siamo noi tre, basta, non c'è nessuno. È come quando ti immagini un'orgia a casa tua prima di masturbarti, no? Inizia a salutare le persone, ma sei solo. Io riesco a immaginarmele Molto anche bello. più piccole le orge a casa mia. Tipo? Da solo. Ah, un'orgia, beh, ci Io sono- con due mani però. Beh, è tanto. Hai anche i piedi, lo sai. Ci sto lavorando. È faticoso perché non mi piego tanto, ma ci sto lavorando. Dovresti dimagrire, magari. Dovrei dimagrire tanto, Massi. Quello è un problema da risolvere. Oggi di cosa parleremo? Un sacco di argomenti. Non lo so, come teoricamente avevamo un ospite, ma anche l'ospite non c'è, quindi sta L'ospite- iniziando a diventare una cosa sempre più sempre. Primo ospite esilarante. è l'uomo invisibile dei Fantastici 4. Voi la mia. Che si sta masturbando in questo momento, tra Esatto. l'altro, però. Secondo me i poteri forti della soprattutto della stand-up comedy sarda ci vogliono proprio fare del fuori del tutto, allora sono accordati con Galleria Progetti. Fateli fare una figura di merda. in diretta. L'ospite non viene. Comunque stavo pensando che se fossi invisibile, no? Tutti hanno sta fantasia di andare tipo, chiede a qualunque uomo, entro in uno spogliatoio Se femminile. fossi un elettore del PD, se Per fossi esempio. invisibile, diciamo. Entrerei in uno spogliatoio femminile. No, verrei a Galleria Progetti a masturbarmi. Probabilmente c'è qualcuno lì che si sta Qua masturbando. sta succedendo, io succedendo me lo qualcosa. sento, questo è l'inizio della puntata Sì. che volevamo. È il motivo per cui io mi sono messo a distanza, voi avete le tazze lì, io vi direi di fare molta attenzione. Comics to cap. Ma soprattutto se una persona è invisibile, poi anche i suoi prodotti fisici saranno invisibili. Non lo so, forse li senti, però non li vedi. Forse li vivi anche un po'. Forse, sì, questa è una buona idea, in effetti. Comunque, parlando di cose, fammi controllare un attimo il telefono. Probabilmente Vediamo se qualcuno ci ha fatto qualche commento anonimo. non penso. su Instagram. Io in compenso, quando abbiamo oggi ho pensato di cosa si potesse parlare. In realtà stiamo comunque aspettando un ospite che dovrebbe arrivare. Ho notato che c'è una situazione particolare, non lo so, c'è uno stato, che io non mi ricordo mai come si chiama questo stato. Che È meglio non ricordarselo in diretta YouTube. Io ho fatto difficoltà, mi ricordo tutti, ma questo non mi ricordo come si chiama. Comunque sta attaccando l'Iran. Joele. Possiamo Come- chiamarlo Joele. Joele, piace. Joele sta attaccando Possiamo chiamarlo illegittimo, così, giusto No, per dare... questo è veramente un Beh, in quanto figlio tipo adottato. esatto, qualcosa esatto. così. Joele. Vabbè, io ho utilizzato Allora, una Figlio parola che di c'è. un altro. Ho sì, posto sì. una domanda alle persone così per ridere su Instagram su Joele, che bidda sarda vorresti che bombardasse? E perché proprio Capoterra? Capoterra non è ancora uscita, però è uscita San Massi anche sia maggiore, cioè ma chi Ma cazzo è adesso che- io dico, ma perché tutti votano San Massi? Adesso spiega. San Massi non lo so, non ci sono mai stato. Eppure mi Penso chiamo sia la Svizzera della Sardegna, nessuno ce l'ha con San Massi. Sì, proprio come Non fa? lo so, è che è sempre la questione del medio campidano, così che... Non lo so, troppo caldo, dicono più facile. E che in effetti a Samassi, che cazzo c'è? Niente, Chi alla dovrebbe fine... bombardare O forse Joele? il problema è Perché la proprio quello, Sardegna- dici, bombardi Samassi perché tanto conta talmente poco che dici, boh, No, in realtà non stai facendo neanche un vero danno. hanno Non lo chiesto so. anche di bombardare Decimo. Anche questa cosa non l'ho mai capito. Perché poi ce n'è 4. Quante cazzo di Decimo ci sono? Cioè, Decimo, Manu, Puzzu. Non lo so, forse Ce n'è basta. altri Decimi. Vabbè, già ce n'è due. Vediamo Vediamo l'internet, quante ci dice decimo che- ci Vediamo sono. internet cosa ci dice, ma qualunque delle due non riesco a capire quale sia il se dicessero Carbonia, Che cazzo? io direi Massi sarebbe d'accordo. Carbonia non la puoi bombardare. E non esiste Carbonia. È un'isteria di massa degli iglesienti, capito? È solo per odiare qualcosa, hanno inventato Sì, un nemico. Sì, gli iglesienti hanno raccolto tutte le loro frustrazioni, si sono immaginati una città sul quale... Io intravedo un ospite Che è arrivato giusto finalmente. Sì, sì, sì. Confermo, sono solo Decimo Manno e Decimo Puzzu. Perfetto. Notare che ChatGPT dice
Ne esiste uno solo che si chiama Decimo. È Decimo. E poi? No, basta, si chiude così. Invece Gemini, giustamente, quello di Google dice ce ne sono due, Decimo Vanno e Decimo Puzzo. E non dice nient'altro. Ma perché ChatGPT fondamentalmente è proprio cagliaritana e quindi chiama decimo Mannu. Decimo Puzzo non esiste per i cagliaritani, Sì. è troppo in là. Sì, veramente caldissimo. Penso che sia arrivato l'ospite, è incredibile. Infatti tra un attimo lo chiameremo qui Esatto. con noi, o la chiameremo, non lo sappiamo. No, allora io penso che non ci dobbiamo permettere di identificare noi le persone, devono Assolutamente. scegliere loro Si identificherà in cosa da si solo o da identificano. sola. Che dici, la facciamo venire qua Sì, con noi? sì, partiamo. La annunciamo? Brutalmente, Vai, brutalmente. vieni. Annunciala tu. Signore e signori, direttamente dal duo delle lucide, Tiziana Troia. Buonasera. Ciao Tizi. Ma ti senti uguale più di noi, eh? Esatto. Eccomi qua. Ben trovata. Grazie. Che bello, tutto rinnovato dall'ultima volta. Complimenti. Siamo abusivi, in realtà da un momento all'altro potrebbero venire a sfollarci. Davvero? Sì, È una assolutamente. cosa che io conosco molto bene, questa storia di essere occupante, sempre in procinto di essere... Sei parente di Ilaria Salis. Beh, è stata madrina del mio festival Ilaria Salis, non a caso proprio quest'anno, nell'edizione del 2025 è stata lei, scusate, 2024. Ma tipo lei ha occupato un... Cosa ha detto? Basta, fateci un festival. No, nel senso che io l'ho invitata al festival come madrina proprio perché, vabbè, non è perché è un occupante che l'ho invitata, l'ho invitata chiaro. per altre ragioni, però sì, diciamo che mi è capitato nella vita di essere sgomberata dal sindaco Paolo Truzzu. Occupavi abusivamente degli appartamenti? No, non ho occupato abusivamente degli appartamenti, ho solo, sono stata occupante di un centro culturale che tra l'altro è stato un avamposto in Cagliari, che era l'ex Art, dove tu sei venuto a un mio festival Sì, mi a far ricordo. tremare il pubblico. Sì, sì. E lo siamo stati per 10 anni, siamo stati 10 anni occupanti. In realtà noi avevamo una convenzione scaduta e su quella siamo andati avanti per anni. Però continuando a gestire esattamente Signor come giudice, avete devi fatto. finire Sì, così. signor giudice, Esatto. è andata così. No, è stata una bellissima esperienza, ragazzi. È stato l'unico posto indipendente insieme ad un altro posto che è Sadomu. Sì, che ci pen- conosciamo. Cioè, esatto, Ma è che- ancora occupata? sì, che pensavamo morisse molto prima di noi, invece loro hanno resistito. Veramente Bravi, in gamba, bravi, ragazzi, avevano Exart, un altro tipo di, diciamo così, di moto, diciamo esatto, così. di utilizzo. Anche, cioè. Però noi siamo stati un centro culturale attivo per 10 anni che ha ospitato artisti internazionali, è stata residenza per moltissimi artisti e io ho avuto il piacere di avere per prima in un centro culturale, in un festival di teatro, gli artisti della stand-up comedy. Quindi scusate, Quelli primato. bravi però, specifica, Non perché noi, c'è... non no, noi. Stiamo parlando di serate che cominciavano anche alle 11 a mezzanotte, dove lui ha fatto miseramente scappare una coppia di signori. Allora, stai questi descrivendo, signori... stai descrivendo uno spettacolo normale. di massa. specifichiamo che questi signori poi sono stati arrestati per detenzione di droghe che davano ai bambini. Quindi no, non è vero. Ma non mai è successo. vero, però ci piace pensare che fosse così. Non è vero anche Tra l'altro perché i bambini non esistono, lo sappiamo tutti. Scappando questi due signori, il quartiere della Marina fondamentalmente si è spenta, ma perché erano questi due signori veri promotori della movida della Marina. È la stata verità era colpa quella, loro. È stata colpa loro. Bastardi. No. Ascolta, Tiziana, presentati velocissima, proprio una presentazione più proprio sintetica. Ti do proprio 3 frasi. 3 frasi. In Chi 500 è battute, spazi Tiziana? inclusi. No, non lo voglio dire, la gente si guardi Google, chieda all'intelligenza artificiale. Io, perché? Perché io sono la Lucida di Lucido Sottile, faccio parte di un duo, sono una e Bina, l'altra è Michela Salemusio e niente, facciamo questo lavoro da sempre, siamo nati per fare il lavoro delle buffone, ne abbiamo fatto una carriera.
ma sono in buona compagnia. A differenza nostra, però, di successo. Esatto. C'è gente che ce la fa. Vabbè, non è vero. Comunque, cercando su ChatGPT, in realtà Io ho mi già dice chiesto. occupante abusiva di appartamenti. Sì, fai vedere? È Fai vedere? vero. Ok, amica di Ilaria Salis. Io sono amica di Ilaria Salis, va bene, anzi, ragazzi, mettiamoci in moto perché la ragazza sta rischiando. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che praticamente vogliono mettere, no, è già in bilico la sua poltrona al Parlamento europeo e questo non è una cosa bella, No, per niente. visto con quello che sta succedendo nel mondo. Perché sta succedendo? Io vedo un botto di tranquillità È in vero, giro. che nel A parte, senso- a parte questo, di delle battute, mi sembra che il resto stia andando bene. Non lo so, non so come voi vi svegliate la mattina, ma io sono... è la prima volta nella vita, e io sono del 71, non fate calcoli, che Non sappiamo Non contare, sappiamo tranquilla, farlo. quindi- 5 meno 71. Cioè, per noi la cosa brutta 19. è che per noi rimane Esatto. solo 71 in testa e adesso hai 71 anni. Cioè, bravissimo. perché siamo stupidi. Guardate che fiore a 71 anni. E li porti bene. E niente, che succede? Succede che io mi sveglio con altri pensieri che non erano quelli di prima. Che cosa faccio, che cosa possiamo fare, qual è il nuovo spettacolo, il nuovo film da scrivere o su che cosa vogliamo orientarci. Adesso è ansia pura, panico, che cosa succederà, tutto intorno c'è un'aria, sono tempi bui, ragazzi. Continua a descrivere gli spettacoli di Massipuddu. L'altro- Che Ha io- una passione proprio sfegata. Ragazzi, scusate, io Massipuddu a scatola chiusa, cioè voglio dire... Mai da Diglielo, aprire. Sì, livelli altissimi di cattiveria, perché poi abbiamo capito che lui è cattivo, cioè Ma veramente? lui lo è, Ma proprio nella vita. sì, è anche un bravo attore. Diciamo che questo... Ma lo, Se la cava anche come idraulico, scoprirete, super bello. No, come idraulico. lo scoprirete ad ottobre quando ci sarà, andrà in onda Limba Mission 2, dove lui ha una parte, tra l'altro, da protagonista di puntata, quindi lui è Matteo Leone. Salutiamo anche Matteo Leone, nonostante sia di Cussorgia, un po' spregevole. Matteo, finiscila di far finta che non sei sardo, hai rotto le palle. No, poi tutti. Allora, in quella puntata ci sono 3 di quelle parti. I protagonisti di puntata sono Massimiliano Puddu e Matteo Leone. C'è una comparsa anche di Donato Cherchi, ma è tutto su quel territorio là. Ma non ho voglia di parlare di Limba Mission. Non fatemi domande perché questa è una scusa per essere invitata la prossima volta. E questo ci sta alla grande. Ci Però va bene. ribadisco, Matteo, ti prego, piantala con questa roba che fai finta che è una lingua tua, hai rotto i coglioni. Ti voglio bene, ma... Sto scherzando, Matte? No, non sto scherzando. Sappiamo che non scherza. Comunque, perché cosa mi avete invitato? Perché questa dovrebbe Allora, essere una trasmissione di comici, ma non sta ridendo nessuno. Anche perché non c'è nessuno non c'è che nessuno. dobbiamo far ridere. Avete C'è il notato? cameraman che sta Avete fumando. notato? Avete notato? Ci tengo a ribadire, bicchiere trasparente. Perché? Perché non si beve dai bicchieri colorati. Tizi, hanno chiuso la Global City, quei tempi sono finiti, oggi costa troppo, non te la mettono più nei bicchieri, non te lo fanno più in regalo. È così, però ragazzi, ognuno ha le proprie idiosincrasie e io ne ho diverse. Ma io bevo proprio dai bicchieri opachi nella speranza che abbiano messo un po' di droga gratis. Allora, comunque, se posso, perché Tiziana giustamente ha detto sono periodi di bui. Sono tempi bui. Io invece stavamo parlando prima che c'è questo stato del quale noi non ci ricordiamo effettivamente il nome. Lo stiamo chiamando Joele. Joele. Uno stato, ma Sì, che stato? no, Stato no, in che senso? Joele. Joele. Ma Joele. che stato in che senso? Nel Una senso di nazione territorio? dovrebbe Ah, essere. uno stato, Che sì. sta, ma secondo me per sbaglio, è presente quando sta attaccando l'Iran, perché è un altro stato. Però Joele lo chiamano, Joele. giusto? forse giusto. questo Joele è parte del tuo stress. Ma tutta la situazione in realtà, ragazzi, io l'ho vissuta anche da vicino all'ultimo festival dove sono stata in Algeria e stava proprio cominciando sta roba, stava cominciando e lì a un certo punto quando è arrivata la bandiera palestinese c'era gente che ha avuto un po' di sobbalzi. Oltre che ci sono stati moltissimi problemi anche per far arrivare certe compagnie che non potevano più partecipare al festival, insomma è stato difficile e da lì ho cominciato a respirare un'aria un po'
dura e Gioele ci mette proprio Del suo. ci mette proprio del Ma suo, l'ha ragazzi. fatto per sbaglio. Allora, secondo me, io ha sbagliato. però dico, parliamo chiaro e tondo. Allora, quando tu ne buschi molto, poi alla fine picchi gli altri per autodifesa. Alla fine è un po'... Cioè, e poi dai, stiamo sinceri. Dai, siamo- un po' se lo meritano, questo volevi dire. Ah, no, beh, in realtà siamo lontani da tempi in cui qualcuno si merita qualcosa. Adesso c'è una situazione cauta che è meglio monitorare con un po' di attenzione, soprattutto in Italia, perché noi ci abbiamo comunque una signora che va alla grande, cioè Si difende molto bene. ha le idee molto chiare. Siamo noi che non abbiamo ancora capito quanto lei abbia le idee chiare. Ma tu sei nuovo? E come ti chiami? Andrea, un applauso ad Andrea che è Allora, nuovo. era l'unico che non ha il contratto. Stavamo facendo un casino perché è in nero, Non capito? dovevamo dirlo. Il- perché ma poi il- L'hanno preso da Carbonia perché proprio lì tanto le persone sono disperate e No, manco vengono la per... prestazione Dai, occasionale. Carbonia, Stiamo nero. scherzando. No, gli Siamo, hanno dato cioè- mezza icnusa e un panino anche di quelli Le riprese le fa l'intelligenza scadenti. artificiale. Ascolta, Tizi, allora veniamo L'ha al dunque. capita adesso, Carbonia nero. Va bene, sei perfetto Ah. per Galleria Progetti. Esatto. Va bene. Allora, abbiamo preparato Allora, in realtà noi generalmente abbiamo degli ospiti e parliamo un po' di tutto. Abbiamo iniziato già parlando un po' di tutto, però abbiamo preparato un gioco. Un gioco, Sì. ok? E ce l'hai a fianco, una sorta di ruota. ruota della fortuna. È una trappola, dai, lo so. No, dai, dai. no. Dai. Devi girarlo perché così Giro si la va- ruota, sì, sì. giro così. Sì. No, allora, organizzatevi una valletta. Non è che siccome sono femmina devo fare grazie. Chi lo fa? No. Sì, riprendila. Allora, posso fare... riprendila perché è bellissima. No, è favolosa. Vieni qua, fatti vedere. Vieni qua! Vieni qua, fatti vedere. Attenzione, assistiamo a un... Guardate la meravigliosa. No, dov'è? Ah, non ti vedo. Mi detesta. Non vuole apparire Non a tutti mi- i costi. Non mi inviteranno Tiziana più. da non oggi mi detta anche inviteranno più. Roberto Benigni Ma degli ospiti. scusate, ma Quindi l'avete visto? speriamo non ci sia Raffaella Carrà anche perché non Ma c'è noi più. vabbè, Abbiamo paura Tra di... l'altro, L'altro l'abbiamo visto anche in Limba Mission, quindi ormai è diventato un attore. Ma tu sei di una bellezza ma sconvolgente. se davvero non ti fossi voluto Se far nel vedere in mondo video- ma ci se- fossero più bianche, ma se non avesse voluto farsi vedere in video non sarebbe dovuto andare a far pipì prima. poi tra l'altro ha parlato di femminismo e poi l'unica donna l'ha fatta Tizi. Giusto, ma Allora Tizi, giralo un altro pochettino. l'hai capito? Comunque, Questo- perfetto. Allora Ok. Tizi, guarda, così abbiamo un discorso mezzo pilotato dall'idiozia. Una specie di ruota della fortuna. Ma tu girala. Giro la ruota. Purtroppo Vai, non vai, c'era vai. trasparente per vedere cosa c'era dietro le scritte, ma vediamo un po' cosa è uscito. Ah, ok, questa Ok. qua è una... Oh ragazzi, vi giuro non era preparato anche perché No, questa è una stronzata che è nata qua, perché avevo fatto notare, tu sei Aiutatemi. cagliaritana, La quindi sei domanda, perfetta. la domanda. Aiutatemi. pezzo o trancio di pizza? Sta cosa è imbarazzante. Un ragazzi. pezzo o un trancio? Mi dai un... Cioè, tu vai Sì, ho capito quale, ma quando vado a prendere una pizza al taglio, oppure mi dai un pezzo sai di... quelle hanno le teglie grandi e Un trancio di pizza, dai, basta. Oh, Ma un che trancio cazzo, di ma- pizza. Ma sì, devi capirlo, a Cagliari sei in minoranza. No, a Cagliari sono minorati. Ecco, quella è la No, realtà. il problema potrebbe è essere che lui anche non quello. è cagliaritano, cioè beh. è come dicono Tania e Mara. Sono stanca di dire questa roba, però ormai Cosa dicono Tania Come Mara? ci sono due tipi di sardi, i cagliaritani e quelli che vorrebbero essere cagliaritani. Ah. Eccola, questa mi piace. E se questa- volete ve la faccio anche con la voce di Mara. Ci Vai. sono due tipi di sardi, i cagliaritani e quelli che vorrebbero essere cagliaritani. Dove Che abiti? Nella fattispecie spieghiamo, per diventare cagliaritano ragazzi vi devono sganciare un pezzo della mascella, così iniziate a dire menca. No, trancio della per mascella. diventare, Aia. per diventare cagliaritani basta la residenza. Dove abiti? Io ho ottenuto la residenza nel posto più vicino al mio cuore, Carboni. Dove abiti? A Carboni. Che bugiardo! Io abito a Cagliari ma ho ottenuto la residenza. No, però l'ho fatto perché il sindaco di Carbonia mi ha proprio detto Massi, se te ne vai anche tu, Ed è- mola, 44. mi ha detto trasferisciti ma mola la residenza. Il fatto è che Massi è rimasto a Carbonia, però non ha fatto la registrazione all'AIRE per gli italiani residenti Che all'estero. spieghiamo nonostante cos'è ha fatto- l'AIRE?
l'Associazione Italiana per i Residenti Sai all'estero. un sacco di cose. Cioè, Cazzo. ne sai miseria. troppo. Troppe, per quello sono dietro e con la camicia bianca. Quindi- perché non puoi fare un po' di scolarizzazione. Questo ne abbiamo parlato anche con Vittorio Sanna, che è un docente. Lui aveva detto dire il pezzo giusto, ma da voi è trancio. Avete deciso. Beh, una volta io in ristorante mi sono permessa di dire avete un pezzo di pesce No, questo... e sono stata guardata male. No, sì, in realtà in italiano è giusto dire un trancio di pizza. Però ci sta anche un pezzo, voglio essere democratica con questo che è in minoranza, cioè io sono per difendere comunque le minoranze, quindi in questo caso tu sei l'unico che non è di Cagliari qua. No, lui è... Tu non sei proprio cagliaritano, mi ricordo che... Cagliaritano è metà di Gavoi. No, Vedi non che- c'entra, dove sei nato? Nato a Cagliari, vissuto a Cagliari, Ok, assolutamente. basta, cagliaritano. Allora, meno male che Cagliari, ragazzi, ascoltate bene come parlano i cagliaritani. Vi ricordano gli abitanti di Gioele? Che ti iniziano a dire che ci sono i sardi di Serie A. Hai Meno male che ragione. Cagliari non ha i missili. Io non... io... sei più avanti di una locomotiva. È vero, questa è una mia debolezza. Sono conosciuta per essere una persona che fa grupponi, democratica, che integra contro le Ma- discriminazioni, ma su questa cosa di Cagliari è più forte di me, c'è il sangue, metà siciliano e metà sardo, perciò sono così, sia con i siciliani, cioè con Palermo, che ha ovviamente Palermo e Catania, sapete, Cagliari-Sassari uguale. Ma hai anche vissuto? No, in Sicilia, no, solo origini. E per Cagliari e tutto il resto della Sardegna. Ascolta, Tizi, visto che sei per metà siciliana, a Palermo chiedono un pezzo o un trancio di magistrato? Allora, dopo i processi. Normalmente coriandoli, visto quello che è successo a Capaci. È brutta questa che ho detto. Tranquilla, la Siamo tagliamo. come divano, siamo come divano. e noi No, siamo no, non abituati al tagliare bar. niente. No, ma la sei tagliamo, fuori. ne facciamo un pezzo Giusto. e lo mandiamo In realtà a coriandoli. Rete 4. Sì. Trancio di stand up anche quello, giusto? Siamo Sì. abituati al ban nei social, vai tranquilla, non ci spaventa Ah, parlare guarda, di queste io sono abituata da che ho cominciato a fare questo mestiere. È Galleria Progetti che non è abituata al ban, ma con noi insomma Ma lo scoprirà dopo che ho a mostrato breve. il capo di Galleria Progetti, qui non tornerò più. Quindi io adesso posso fare quello che voglio. Sì, tra l'altro hai detto tanto tornerò per no. No, Vai, non- Tizi, dai un altro colpo. Tizi, vai, Continuiamo. giriamo la ruota. È figa sta roba, è figa, dai. Vediamo un po' cosa esce. Ma Penso- che cazzo, è truccata Tizi, sta allora, ruota. vedi che è Ma truccata. ferma Tizi, non è che la usate voi due quando siete... Ecco, la usano loro due, Allora, lui mette sempre io- la stessa cosa, Allora, io- esce sempre quella. No, vorrei dire, allora faccio una Cosa correzione. esce sempre secondo te? Non lo so, Ragazzi, faccio una correzione. A Cagliari si dice pezzo, va bene? Si dice pezzo di... Adesso come la monti questa puntata? È difficilissimo. Vai, dagli un altro colpo perché sono Io curioso. comunque l'ho chiesto all'intelligenza artificiale nel caso, perché cosa comunque dice vediamo un attimo. Allora, l'intelligenza l'intelligenza artificiale dice che entrambe le espressioni pezzo di pizza e trancio di pizza sono corrette e ampiamente usate in tutta Italia, con Tranne delle leggere Carboni. sfumature regionali o di contesto. Secondo Massipud, no, questo lo lasciamo perdere. Trancio di pizza. Questa espressione è molto comune, specialmente quando si tratta di pizza al taglio, quella grande rettangolare venduta a porzioni. Il trancio si riferisce proprio a quella porzione tagliata da una teglia più grande. Beh, se lo dice lì, ma vaffanculo. Pezzo di pizza è un termine più generico e informale, puoi usarlo per indicare una porzione di pizza in qualsiasi contesto, che si tratti di una fetta, di un pezzo piccolo, grande, eccetera, eccetera. Tipo, mi dai un altro pezzo di pizza? Esatto, cioè Un tipo altro dove pezzo- vai la pizza, magari a Roma dove c'è la pizza al peso, allora ci sta un pezzo di pizza perché si va a pesare, non è una porzione. Il trancio va sulla porzione quando è tagliata tutto uguale. Non è possibile. Ale, ci rendiamo conto che è l'unico intelligente del trio. Ale Io ci è provo. una persona che si documenta. Io infatti sono molto sorpresa del livello culturale di questa trasmissione e dei temi trattati. E Perché stiamo io toccando sembro scemo, ma lo l'apice. sono. Che top, veramente sulla pizza cioè non mi avevano mai intervistato. Grazie. Gira la ruota, vai. Ancora? Beh, Dobbiamo cerchiamo di andare beccare, ce ne sono 18 là dentro. Oh. Attenzione. Cosa dice? Allora, un comico sardo che non ti fa ridere. Io non la volevo mettere questa.
fai finta che... Allora, io ti dico questo. Fingi che non verrà visto in Sardegna. Io li conosco tutti e ti posso garantire che loro sono delle persone squisite che non si offendono perché sono finti degli ipocriti di merda, No, ma sono allora, tutti delle prime donne. Tutti. Comici che non mi fanno ridere, comici sardi. Comici, non stand-up comedian per forza. Non stand-up In comedy generale, e non ovvio. influencer. Quindi, In generale, anche chi fa influencer. comicità. No, influencer non è un comico. Gli influencer facciano gli influencer. I comici facciano i comici e gli stand-up comedian possono fare tutto. Mi è piaciuta? No, Ah, è così? io passo perché... Io lo perché- sapevo. Aspetta, io Pazzo. allora, il secondo che ti fa un po' più ridere, ma non così tanto. Così una risposta bella democristiana. Sto pensando perché sono pochissimi quelli che mi divertono, mi fanno ridere, ma io lo dico, io sono troppo difficile, sono umorale, vado a step a momenti, con Massi ci discutiamo proprio chat su Brignano, per esempio, lui lo detesta, ma Brignano è un comico che viene da una scuola teatrale, ha fatto la scuola di proietti, cioè notorio, un allievo straordinario, ha fatto un tipo di comicità che ha aperto una strada a tutti gli attori di teatro, cioè ai teatranti. Quindi è che colpa un'altra sua, cosa. cazzo. È Abbiamo colpa capito di sua. che... Perché... Ecco perché Ci vengono chiediamo a fare da dove stand-up vengono ora. sti stronzi? No, Ecco che- e infatti con Massi litighiamo, sai caro, perché? Perché io trovo che Brignano sia bravo, adesso è datato, è superato quello che fa. Ah, come sfondi una porta aperta? A me piace molto, eh. Sì, no, Beh, ma... non capisci un cazzo, tu è rinomato che tu proprio non capisci Non niente capisco di un come... cazzo, No, ma mi cioè, piace tantissimo. ci troviamo in difficoltà spesso a dire mi fa ridere o non mi fa ridere. Motivo. Storia filosofica, no. Vado un attimino nella profondità di questa domanda. Che cosa ci fa ridere? La comicità è dettata da moltissimi fattori, dal momento storico, dal momento personale che vive una persona, da situazioni emotive, da anche la condizione in cui l'individuo è impermeabile o permeabile alla satira. Ci sono dei momenti in cui Montanari a me mi fa scompisciare, altri che lo guardo e dico mischino. Montanini, sì, scusate. Montale, Stavo cercando di Sì, capire. infatti, scusate. Montale che potesse far ridere, non credo fosse nei suoi intenti. No, no, particolarmente. no. Quando Hai parli ragione. di Montanini e dici stavo cercando di capire, c'è un contesto, perché io non capisco mai Sì. quello che... Le poche volte che lo guardo sento solo... Vaffanculo. No, certe volte prendo lui come esempio perché mi sembra quello più giusto in questo momento come esempio, è quello che in certi momenti mi fa veramente molto ridere, in altri lo guardo e dico un povero coglione, però è la stessa cosa legata ad Aldo, Giovanni e Giacomo, quanto ci hanno fatto ridere, moltissimo. Io ho Migliori. avuto la fortuna di fare una serata a Milano al Teatro Ringhiera dove c'eravamo le Lucide con Radiolando, che era uno spettacolo scritto da noi, Radiolando con i Sikitikis, quindi ci siamo portati i Siki dietro a Milano al Teatro Ringhiera e prima di noi c'era il trio. Qua non mi ricapita una cosa del genere, però anche in quel momento quello che stavano facendo paradossalmente era datato. Di Cioè, che anni parliamo per capire? sarà stato 2008, 2007-2008. Basta cercare Radiolando con i Beh, Sikitikis. già avanti lo con la trovi già. carriera, insomma. Sì. Però negli anni fine 90, quel periodo là. No, sì, cioè erano loro hanno formato una generazione anche di comici e di comicità che è arrivata dopo di loro. Adesso se tu mi chiedi chi è che mi fa ridere in Sardegna, dipende dal momento. Non mi fa più ridere, con grande dispiacere, Dani Cabras, non mi fa più ridere. Ah, ti ha fatto ridere? Mi ha fatto ridere, sì, anche questa materia di discussione con Massi Pudu, che cioè ed è No, figo. per me, a lui, allora io alle volte quando lo guarda, mi è capitato, mi diceva guarda sto tizio, dicevo come fanno a venirgli in mente ste cose, cioè era talmente geniale. Ma sono dei no, ragazzi. Tizi, io quando ho visto lui con l'asciugamano in testa ho detto ma fa a farlo, allora ho provato. Brillante.
E come No. mi sono messo l'asciugamano in No. testa ho fatto, sembra una donna. Ma ragazzi, vi ricordate Vines? Oltre. Ve lo ricordate Vines? Ma perché Vai, dobbiamo lì, metterci Vines, contro il tutti? social. Allora, il social social, Vines, bellissimo. lì sono nati tutti. L'asciugamano in testa è nato lì, per chi non è, diciamo, esperto o chi non aveva voglia di fare questa roba. Quando c'era Vines, sono nati un sacco di comici e ovviamente c'era un format che noi sappiamo, no? Gli influencer lo fanno tutti uguali, guardi, ma questo l'ha già fatto questo sketch, chiamiamoli sketch, in realtà non saprei come chiamarli, è un classico e lo fanno tutti. La mamma che ti becca mentre non stai studiando, la mamma che telefona alle amiche disperata perché il figlio si droga o si è fatto un tatuaggio, cioè è uno standard, chiamerei, che poi tutti gli influencer cavalcano e si chiama trend, giusto? Sì. Correggetemi se sbaglio. No, sei l'unica che dice cose sensate qua. Ti ringrazio. E non ho ancora una trasmissione mia. Chiudo parentesi. Ai ai ai. che- E siamo a strike 2. che cosa La prossima. No, volevo dire, in realtà pensiamoci, perché non mi fa più ridere Dani Cabra, seppure c'è stato un momento in cui mi divertivo e i miei nipoti, questo ovviamente testimonia la mia età, mi mandavano i video e guarda, questo è divertente, però anche adesso se mostro ai ragazzi di 16, 17, 18 anni, dico no, guardano altre cose. Mi hanno fatto vedere dei comici, l'avevo già detto nella scorsa trasmissione con Matteo Siddi, che ho passato un capodanno con dei sedicenni che mi hanno mostrato sul cellulare che cosa facesse loro ridere. Siamo lontani anni luce da quello che possiamo pensare noi. Cosa ti mostravano? Mi mostravano dei filmati di influencer americani che facevano dei meme. Non c'era sketch, non c'era niente. Infatti mi viene da chiedere, una cosa che mi sto chiedendo recentemente da un po'. ed Dobbiamo è trovarci un nuovo lavoro. le nuove generazioni, chiamiamole così, parliamo da vecchi. Le nuove generazioni ridono meno. Cioè, qual è, o meglio, l'importanza della risata nella vita dei ragazzini? Io la trovo molto lontana da quella che era la nostra necessità di ridere e di cercare. Forse Poi non mettono lo so, più la faccina che ride, ma senza ridere davvero. Boh, sì, no, si dimenticano subito. È bestiale questa roba, c'è una poca permanenza nella corteccia cerebrale di qualunque cosa, qualsiasi cosa. Se notate, ne parlavamo giorni fa con la mia socia, non c'è più una memoria costruttiva, ma c'è una memoria visiva effimera, per cui vivi quel momento e poi superato. E ovviamente siamo sovrastate da immagini continuamente. Prima, quando alla mia età, eravamo adolescenti, arrivava il video o il videoclip del cantante o della cantante, del gruppo, eccetera, eccetera. Si campava guardando quella roba per settimane o ascoltando un disco per settimane. Adesso non è così. Per esempio, anche solo negli anni 2000, proprio primissimi anni 2000, l'attesa di quel giovedì in cui doveva uscire l'ottavo nano, cioè c'era la trepidazione proprio perché era quello. Sì, ma- Esatto. Era quello. E Eh. se c'è il successo di programmi come LOL, eccetera, Certo. solo perché ci sono le vecchie glorie, cioè che noi aspettavamo in quegli anni, e poi il target è proprio Io quello però, dei se posso 30-40 anni. Si arriva al delirio di quello che fa i meme ed è comico, proprio passando attraverso uno che si mette un asciugamano da bidet in testa e diventa un genio, capito? È Cioè, una conseguenza che... Beh, dai Monty Python arrivare a quello C'è un salto è importante. difficile, è un miseria, salto ragazzi, importante. abbiamo Cioè, appena bestemmiato fortissimo. no, cioè- ma Nella stessa frase. lo Dani so, Cabras, con tutto però nel il senso bene. è proprio l'attraversamento storico di questa roba qua. Cioè, se guardi Monty Python adesso ti fanno sempre ridere. Totalmente. Totale. Perché sono Allora dei capisci comici. quella roba
universale, sono artisti, sono dei comici, dice bene Beh, sono un po' Massi, tutto quelli. sono degli attori Sono degli straordinari, autori, sono autori, cioè non hanno quella frenesia di andare in scena perché altrimenti sono morti. Io apprezzo moltissimo la scelta che ha fatto Mattia Cerrito, che ha fatto un ragazzo che Ciao user. ciao So user. benissimo chi è, maledetto. Ciao user. Vi Per- prego, fatemi andare via da questo No, divano perché sto no. per saltare in aria. Aspetta, mi hai invitato tu, però ragioniamo su questa cosa. Ragioniamo su che cos'è la scelta. Ok. Oh, perché è importante fare, come dico, sempre una distinzione. Non facciamo di tutti i comici un fascio o di tutti gli influencer un fascio. Perché? Perché, per esempio, questo ragazzo, Mattia, nasce come musicista. E quella è quella storia che vuole comunque perseguire lui, vuole fare musica a modo suo, può piacere o non piacere, però quella è la sua strada, lui è un musicista e poi gli è capitato questo momento di celebrità in cui si è inventata sta roba e ha funzionato e ha cavalcato quella roba lì, ma non smette di esistere senza, infatti è un ragazzo abbastanza equilibrato, ogni tanto c'ha il momento in cui deve pubblicare qualcosa, lo fa, ma senza ansia e senza costrizioni di nessun tipo, ed è la stessa storia che è successa a me e Michela con Tania Mara. Quando siamo andati a Milano il nostro produttore ci voleva far fare un video al giorno perché adesso va così, ma non abbiamo contenuti da un video al giorno e soprattutto non facciamo solo questo, perché noi siamo attrici fondamentalmente, registe, facciamo tutta un'altra storia, cioè, Poi quindi, quello è il rischio, no? allora lì fai una scelta, lo dico proprio chiaramente, fai una scelta e dici ok, come abbiamo deciso, Tania e Mara diventano come Sbirulino, cioè la Sandra Mondaini dell'epoca, scusate queste citazioni un po' storiche, che era un'attrice straordinaria insieme al marito, lavoravano anche in televisione e poi ogni tanto si mascherava e faceva questo personaggio, ma per che cosa? Sempre per campagne benefiche, per vendere un disco che poi portava soldi all'associazione XYZ, eccetera. Sì, sono stati sempre molto attivi. Esatto, e quella è la scelta che abbiamo fatto noi, cioè Tania e Mara rimarranno sempre lì perché escono solo per trattare degli argomenti o delle situazioni che a loro interessano. Poi, anche fra 20 anni, magari certe battute non faranno più ridere, ma per me sono un simbolo e anche per il pubblico che le segue. Certo. È diverso, è difficile invece il percorso che scelgono certi influencer che da lì pensano di poter attraversare il mondo. E invece mo succede questo. E che è poi un ti arriva un Danicabras. camion in faccia perché da Dovrebbe arrivare molto prima, in alcuni casi dovrebbe partire tutto con un È il camion in motivo per faccia. cui cioè. Dani Cabras oggi funziona molto meglio. io lo vedo in crisi. certo. Ma io lo vedo in crisi dall'inizio, cioè quando ho Ma visto il no. video Oh, smettila. allora Ma ragazzi, lui funzionava. dimenticatevi questo concetto, successo non vuol dire qualità. Io penso se carità. posso, allora Non stiamo il parlando di fatto che qualità, uno altrimenti piaccia non parleremo a milioni di di influencer. persone per me non è, però non ce l'ho con lui ha fatto bene. Perché se io fossi capace di mettermi un asciugamano in testa, se riuscissi a fare una cosa così, Non rimane. no, si toglie. Ci ha provato un sacco di volte. Poi non cadeva, riesco a dire le cadeva giù. battute difficili sue, tipo adesso c'è la scema. È difficile, vedi come c'è il basta, testo. ma sì, non ti concedo un'altra parola in questo momento per una questione semplice. La tua comicità, la comicità che piace a te o la comicità che piace a noi è sfonda uno zoccolo duro di pubblico Certo. colto, ok? Le tue battute sono difficili da capire se non hai Un asciugamano in testa. un supporto di tipo culturale abbastanza peso. Ci sono, cioè invece Complimentone questo, la eh. subcultura popolare ha bisogno di identificarsi in cose che conosce, l'ho già detto in Galleria Progetti, che cosa fa un comico o un influencer col tormentone, sfrutta le... E io non ti ho sentita, non c'ero. però dai, non è così. Cioè, semplicemente va a sviluppare lo sviluppo delle competenze. È sempre la solita cosa. Lui sviluppa le competenze di un certo tipo di cervelli, altri comici sviluppano le competenze di un altro tipo di cultura. Se io dico, se Mara di Tania Mara dice, la verità non mi sia arrivata, sei più indietro dell'ipofisi di Salvini.
Vi è chiaro? Sei più indietro dell'ipofisi di un tale politico che in quel momento vogliamo mettere sotto satira. Se non sai dove l'ipofisi, se non sai dove è collocata, la battuta non la capisci. Infatti molti dicevano no, questa non la dire, non arriva, ma non arriva a chi? E quindi l'asciugamano in testa al suo pubblico, mettitelo in testa. Dani Cabras è bravo, però adesso purtroppo la carriera che ha scelto ci porta a dire Ma che cosa sta facendo? Io non lo so. sempre le stesse cose con meno visualizzazioni. Leoni e Tizio indovina un po' fa sempre le stesse cose da 10 anni, ma anziché ucciderci andiamo avanti con la ruota. No, Vai, gira la Tiziana, ruota. aspetta, Vai. tiratria durissima, chiusura- la sinistra riparta in da Dani chiusura. Cabras. Io ho capito questo. Allora, Io ho Sì, capito la questo. Schlein ha detto che lei si ispira moltissimo. Comunque Tizio, in soprattutto chiusura per il look. Io la penso Vado. come te. Tu dici, ognuno ha il suo mercato. Lui è lui è il mercato di San Benedetto. Cioè, nel senso che è molto grande. Io sul mercato avrei da dire, ragazzi. Vai. Vai. Ma Non ci credo. allora, 3 su 4, Luca, non è possibile. io voglio Non ci sapere credo. cosa ci scrivi esattamente in quel coso verde e in che contesto lo usate, allora, perché è no, impossibile. io sono diciamo non sono tutta umana, quindi è possibile che volessi parlare solo di questo. Posso? Di pezzo. Ah, ok, Oh, questa è una domanda che tu attenzione. puoi fare a noi. C'era, vedi, patriarcato, invece noi Invece- siamo, Ok. siamo più... Perché mi avete invitato? Che sei da piego, cazzo, cioè, c'è un bel Una confronto. domanda più... Cioè, No, rompici le balle, vai. è una stupidaggine, in realtà l'ho fatto per provocarvi, ma non ci sono riuscita. Invece sì, io adesso faccio a voi questa domanda parlando di comici. Qual è il comico che in assoluto vi ha fatto più ridere di tutti? George Carlin. E tu? Che è difficile, penso... Allora, Vale anche in questo sì, momento io sto della proprio vita. italiano, dipende. No, vale anche in questo momento, nel momento della vita mi faceva ridere questo, poi ho deciso che era questo, poi era questo. Ah. Così è più articolata e mi piace di più. Mentre che ci pensi, articolo poco... certo, il- vai, mi verso poco. Allora, forse parlando di comici visti dal vivo, perché Carlin purtroppo non ho potuto conoscerlo se non in video. Io forse le risate più forti le ricordo nel 2004-2005 con Beppe Grillo, nell'epoca d'oro in cui aveva il blog, in cui era Sì, nel sì. pieno delle sue battaglie e gli spettacoli erano clamorosi. Sì, L'ho rivisto l'anno Visti. scorso a Cagliari, pensando, vabbè, ok, non sarà il Grillo di 20-30 anni fa, però il suo lo saprà fare. E invece non ho visto proprio un comico. E cosa hai visto? Vecchio. Non so neanche se definirlo politico, ho visto una conferenza sull'energia. Ah, ok, Su finite questa le roba. battute, finite tutto. Ha fatto, contate, proprio 2 battute a livello proprio tecnico, no? Feedline, punchline, l'ho vista 2 volte, tutte vecchie tra l'altro, straconosciute sue. Il resto era una conferenza sull'energia, mentre 20 anni fa è stato uno spettacolo dove sono andato via che avevo i dolori in tutta la pancia. Però questa Perché- trasformazione dei comici, visto che abbiamo parlato anche del mitico trio, è arrivata anche con gli altri. Uno si è fatto un podcast come voi e invita gli altri comici o invita quindi stai dicendo personaggi. che siamo già proprio a fine carriera. No, non siete a fine carriera, per carità, anzi È all'inizio. che non abbiamo della- iniziata la carriera, è quello il È punto, quindi all'inizio che di cosa aveva a questa finire? Prima dell'inizio siamo. No, l'inizio di questa meravigliosa, diciamo così, tornata di carriera, che è un'altra cosa, che questo è, anzi, è un bel augurio perché si apre una strada diversa. Se vi giocate bene le vostre carte col cervello, potrebbe essere proprio una soluzione anche per, diciamo così, per alternarsi sulla scena. Anche gli altri, per esempio, l'unico che si è perso un po' è Aldo Baglio, però anche Giovanni si è buttato sul green, no? Sì. Quindi c'è la trasformazione. I comici, in realtà sappiamo che i comici sono dei grandissimi intellettuali o comunque delle persone di grande cervello. Non sto dicendo influencer, ho ok. detto comici, ma sì. Io non ho non ho detto I comici sono notoriamente persone di grandissima cultura, notoriamente. Quindi su quello noi ci stiamo poggiando e appoggiando. Quindi
Che cos'è che vi mandate? Dei messaggi? No, sto No, guardando stiamo guardando i le chat commenti perché molte volte sulla scrivono in diretta. E cosa C'è dicono? un commento che chiede: ma perché c'è Claudia Aru che spunta da sotto il tavolo di Alessandro Congiu? Ah, c'è una foto di Claudia e anche Matteo Siddi. Che sembra tra l'altro cos'è? Un principe arabo in questa foto, non so. No, sì, sembra... Ah, ok. Ma infatti mi sembrava un film... È che il nostro che cos'è? è un film tipo di comico sicuramente, È però... dei Monty Python, mi sa. Ah, hai visto? C'è la citazione. che rimane una bestemmia anche con Sì, noi. sì, sì, E invece chiaramente. quello è Cohen, no? Cioè Matteo Siddi non fa Borat. Sì, questo. infatti è Borat, È Borat. sì, sì, E sì. invece Francesca Alberghina non so che cosa. Il diario di No. Di qualcosa. Bridget Jones. Ah, ok. Ah, che meraviglia. Ma sono curioso di sentire però la risposta alla domanda invece di No, Massimo. infatti, oltre questo, stavi dicendo... Allora, io perché che tutti dicono pensi di far ridere solo tu, no, anche se questo è vero, per quanto mi riguarda in Sardegna No, perlomeno. ma è bestiale, la straordinaria proprio mitezza del... No, allora bisogna dell'ego di sguazzare nei propri fallimenti Qua siamo in tre. ed essere consci che però c'è uno sguazzare di classe. Cioè io sono un fallito di classe, sono l'overtop dei... Oh, ma allora, a me sinceramente se dovessi fare un elenco sarebbe lunghissimo. Sicuramente mi ha fatto ridere moltissimo anche a me Beppe Grillo, che gli stand-up comedian italiani... Io ho conosciuto molti stand-up comedian italiani perché quando abbiamo iniziato qua, anche tramite gli intrepidi Monelli, tutti dicevano, ah vabbè, Grillo è un coglione, Grillo è sopravvalutato. Io pensavo, sì, Grillo vabbè. non fa stand up. E io Anche sta roba pensavo, ho sentito. zio, Grillo ha fatto una battuta su Craxi quando Craxi era l'uomo più potente d'Italia e tu hai paura di dire due parole in croce perché sennò magari non ti prendono un'altra stagione alle Iene. Cioè, dove cazzo vuoi andare parlando di Beppe Grillo? Comunque, Esatto. Grillo sicuramente top. Poi, vabbè, molto Paolo Rossi. coraggioso, è sempre stato molto coraggioso. Ma Poi la carriera politica è la carriera politica di un santone che è diventato ridicolo. E ormai vabbè, è ma ridicolo. allora anche, scusate, voi siete più giovani di me, io vi dico anche Benigni, ragazzi, parlava Faceva stand-up Benigni, fighissimo, faceva fortissimo. stand-up e faceva tremare quando arrivava lui ed era bellissimo perché c'era tutta l'Italia che sapeva che a Fantastico a Sanremo arrivava Benigni e lì ciao. C'era davvero. Le battute arrivavano sì. le battute arrivavano anche dritte quando dovevano arrivare. E invece adesso chi è che ti fa ridere molto? Allora, quando non posso riguardare i miei video, che comunque no, sto scherzando. Allora, no, stavo finendo quelli vecchi. Parliamo di italiani, due nomi veloci, Fabio De Luigi, poi ovviamente Guzzanti, tutti e tre. Poi americani, quelli vecchi, Steve Martin, ma molti non lo conoscono. Steve Martin è un comico Grandissimo. vecchissimo. Ma cioè Bill Hicks, Steve Martin è Eddie Murphy. È religioso. Vabbè, Eddie Murphy, cioè, io ho visto gli spettacoli dal vivo, quelli registrati negli anni '80, era Sì, Spaventoso. spaventoso, ragazzi. Cioè, però Steve Martin è, stiamo parlando a un livello super top. Mel Brooks a me ha fatto sempre È ridere. un genio. Beh, su Mel questo- Sì. Brooks è... Ale invece? Io invece Corrado Guzzanti è quello che mi ha boss. fatto capire che esiste questa cosa. Cioè da piccolo, da ragazzino, ridere e poi mio padre faceva dei piccoli spettacoli di commedia sarda, eccetera, quindi c'è sempre stato un po' l'orecchio alla teatralità a casa mia, sempre. E quindi sono sempre stato portato molto all'imitazione, eccetera. Quando arriva l'imitazione di quando eravamo ragazzini e iniziavamo un po' a capire come funzionava il mondo, c'era Corrado Guzzanti con tutto con la libertà di con la poterlo libertà di poter fare, dire veramente quello che proveniente si da una voleva, con famiglia Sabina, borghese, poi con- romana, fammelo Certo, dire. no, assolutamente. Cioè, quella roba conta molto, però stiamo parlando di, giustamente come dici tu, un outsider. Hai ragione. Perché c'era proprio tutta la parte da avanzi, prima di tutto, poi l'Ottavo Nano, i vari Pippo Kennedy Show, tutto quello che c'è stato era meraviglioso. Con Serena Dandini a dare la regia Geniale. di tutto, che è stata un La TV delle capolavoro. ragazze erano Esattamente, tempi. certo. Non erano tempi bui, Ale. No, non per erano nulla, tempi bui. affatto. Si poteva ancora fare quello, si poteva fare ed era bello che ci fosse, c'era molto interesse nella cosa e quando arrivava la critica si caricava ancora di più il tutto ed era una cosa che mi piaceva moltissimo e continua a farmi ridere tutte le varie cose, E tu? personaggi, eccetera. Scusa. Però poi
Ma ci sentono fuori? No, no, Sì, sì, scusa, ci sono. potresti tornare andata. indietro un attimo? È un talk dal vivo. No, è già andata via. È scappata. Vedi, fanno sempre così le donne, non si fermano mai un secondo. Beh, con te tu sei fortunato ad avere quella splendida ragazza che ti porti dietro, perché cioè, è tra l'altro incomprensibile, perché tu vedi questa roba, è Inspiegabile. inspiegabile questa cosa di una ragazza così bella, gentile, dolce. Li Vabbè. stanno studiando al CERN di Ginevra. No, Al CERT proprio invece di Ginevra. un altro, un CERT Serve. E poi fighissimo. volevo chiudere perché non si può non citare tutta la linea del trio Abram Zucker con l'aereo più pazzo del mondo, Top Secret, quindi tutta la parodizzazione nonsense che per me è proprio quello che mi ha fatto dire ok, ti odio perché vorrei averla scritta io una cosa del genere. Molte Tutte quelle cose. gag, Molte cose. quella cosa quasi circense o Paolo Villaggio. Paolo Villaggio Vabbè, nella quella è scrittura, religione, ragazzi, esatto, religione. cioè, lì quelle robe proprio ti fanno pensare vorrei averla scritta io quella roba, e sono quelle robe che ti caricano o per scrivere di più oppure ti fanno dire basta, tanto ormai è fatto, non si può più inventare niente, ormai quello è già andato a posto. E tipo, avresti voluto tu scrivere invece la biografia di Giorgia Meloni, e quante volte avresti usato la parola stronza? Sto scherzando, No, Giorgia, ti odio. lei ha tra l'altro da poco affermato che non è assolutamente vero, scusate la papera, ma proprio che non esistano attori di destra. E questa cosa mi ha molto colpito, perché lei è convinta che veramente sia così, e si stupisce del perché non ci siano attori di destra o che non facilmente vengano allo scoperto, facendo tra l'altro dei nomi di persone che sono ovviamente delle persone che bazzicano nel mondo dello spettacolo, e anche con carriere conclamate, niente da dire. Però non possono, diciamo, i valori dell'arte, degli artisti, soprattutto la libertà, è possibile che possano sposare con tale pensiero. Con la rigidezza. Esatto, con Ammesso che esista questa questa parola. Angelo Dure è di sinistra, infatti. Ecco, quello ti fa ridere. Ci stai pensando troppo. No, Angelo è un amico, quindi cioè un amico, no, ci conosciamo, ci siamo conosciuti a Roma, ho visto il suo film, l'ho visto in 2 pezzi. O tranci. È Nel tranci. senso che aveva un costume da donna? Era in 2 Sì. pezzi? No, mi sono messa io un bikini per guardarlo, l'ho visto in 2 pezzi, infatti. No, Questo, ottimo. vabbè, ragazzi. Grandi numeri. È battutista proprio. No, ho avuto difficoltà. Ho avuto difficoltà. Eppure a me Angelo Duro mi ha sempre fatto ridere, però anche quello è figlio di quella comicità che dura 2 stagioni e poi va in scadenza, che è quello che fa più paura ai comici, cioè proprio la scadenza. Quanto durerà sta roba? No, alle volte ho Poco, sto perché tic. nel nostro caso è già Ho sto tic, lo sai, alle durato. volte ho una persona a fianco e mi viene da... No, è vero, cioè quanto durerà questa roba è il nostro incubo. Cioè, io ho fatto anche un'altra scelta di carriera nella vita, per me la comicità è stato un incidente. Mi sono divertita e mi diverto sempre quando mi capita, ma è sempre un incidente e io ce l'ho molto bene chiaro in testa. Io sono un'autrice di commedie, Che è un'altra cosa. che è un'altra cosa. Poi ho imparato una tecnica di scrittura o un registro che può essere interessante anche per la comicità. Può essere interessante. Non ho l'incubo del comico che deve far ridere a tutti i Di costi. dover piacere a tutti i costi. No, e questa è stata la mia Comunque- fortuna. Comunque, giusto per la cronaca, durante un podcast tenuto da Daniele Fabbri, Mhm. lui ha detto a Giorgia Meloni che è una puzzona. In questo momento sono in una causa per 30.000 euro fatta dalla Meloni a Daniele Fabbri. Lo dico giusto per dissociarmi apertamente da... Figurati se Giorgia Se Meloni, guarda Galleria che è una Progetti. persona squisita, in Se gamba, fate il reel glielo mando intelligente. io. L'importante è che ci sia anche la parte in cui dico mi dissocio dall'aver definito. Ma io so che ha querelato Daniele Fabbri solo perché quando viene in Sardegna fa sempre lo stesso spettacolo da 8 anni. Forse Dani è per quello che ti ha querelato. Sto scherzando, un abbraccio. Tra l'altro gli ho anche, se non sbaglio, sì, ci siamo visti una volta.
No, vabbè, allora, questa roba è imbarazzante. Grave. Perché un presidente del Consiglio non dovrebbe mai permettersi di fare una schifezza del genere, perché ha provato a mettergli terra bruciata intorno. In un mondo coraggioso come l'Italia, poi, dove gli stand-up comedian, io mi stupisco, La nostra classe è fatta di impavidi, coraggiosi. No, ovviamente sto scherzando. No, È imbarazzante il livello di codardia che c'è tra gli stand-up comedian italiani. Quindi l'idea era spavento lui, così si cagano tutti addosso. Ma Sono guarda tutti un cagati po', addosso, c'è Giorgia. qualcosa che mi torna, punirne uno Sì. per Si è già visto, educarne. dici? Sì, ma è la regola del fascismo, ragazzi, non è solo punirne uno per educarne 100, 1000, 10.000. GP è un filosofo e ha detto una cosa molto seria, ha detto la satira deve andare sempre dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto. Lo ridico. GP spiegava, la satira deve andare sempre dal basso verso l'alto, altrimenti è fascismo. E mi sa che qui le cose un po' combaciano. Perché? Perché chi prende in giro o chi vuole canzonare chi non si può difendere manifesta un potere sul quale l'altro nulla può. Quindi che succede? Se lei non accetta il dissenso, che è la prima regola che viene insegnata durante i coaching politici o È qualcosina una l'ho democrazia fatto. di base, Sì, no? qualcuno l'ha fatto, è proprio questo. Se uno non sa gestire il dissenso, non può avere una leadership in nessun campo. Io faccio la regista, spesso ieri ho finito di girare un cortometraggio dove c'erano tanti attori in tempi brevissimi, perché avevamo 2 giorni, con una produzione serratissima e quindi spesso e volentieri capita di dover prendere delle decisioni veloci. No, questo non si fa, facciamo così, punto e basta. Se io non dovessi accettare che appena mi volto c'è qualcuno che dice che palle, ha rotto i coglioni, questa che palle, ma chi È cazzo. successo al 100%. Esatto, ma se non avessi questa possibilità dentro di me di lasciare lo spazio di dissenso a chiunque, non potrei fare questo mestiere. Un politico o un capo di governo che non sopporta, che mal sopporta e che non accetta il dissenso non può fare questo mestiere. Siamo d'accordo. E siamo d'accordo. E Poi, giriamo la ruota. ovviamente solidarietà per Fabri, scrivi un cazzo di spettacolo nuovo, figlio mio. No, sto Ascolta. scherzando. Ci scrive a manetta. No, scrive. Fuori sì, dai andiamo. denti, sta diventando noiosa, è troppo seria questa trasmissione. Sì, infatti un po', puntiamo, vero? vai, vediamo che cosa ci regala la ruota. Ecco, insulta qualcuno in diretta. Vai. Poi Solitamente tutti dicono, vuoi salutare qualcuno? No, insulta. no, Allora, tu puoi insulta dire, qualcuno in sai diretta. di chi, sai che sei tu e vai. Sai che sei tu. Allora. Sì. Io insulto una persona che sta nel vicolo di casa mia, che è un vicolo privato dove entrano solo i residenti, che fa pisciare il suo cane davanti alla mia porta quando io sto insegnando a tutti cavolo di miei vicini a portarsi la bottiglia col detersivo per buttarlo subito quando fanno la pipì. Allora, Tizi, tu non E ci crederai sai mai. con chi sta Tu sei parlando. un bastardo, sei un pezzo di merda, perché io una volta ti ho visto attraversare e non hai portato la bottiglietta con te e io la lascio fuori proprio per farla vedere. Guardate, usate questa. Ecco, tu che fai pisciare il tuo cane davanti alla mia porta sei un bastardo. Oh, Tizi, e noi ci uniamo Tu perché non ci crederai mai, ma noi sapevamo già questa informazione e ti diciamo che questa persona è proprio Dani Cabras. Ah, Daniele non può abitare nella mia via, non può. prende la macchina per portarlo Prende a la pisciare lì. macchina e tra l'altro il cane ha l'asciugamano in testa anche il cane. Ma no. Giuro, e piscia delle robe indescrivibili. Ma no, non può Pozzangherone essere. proprio. Non può essere lui. Sapete che io mi chiamo Tiziana, giusto? E Certo. sapete che lui è. Sono io È la vero, Tiziana. è vero. È ovvio. Vero, Dani? Sono io la Tiziana. Sicuramente sì. Sì, E sì. quindi hai il vicino col cane che ti Sì, piscia. no, è un bastardo. Ma lui, io so Ma che il tu vicino è il guardi. cane.
No, no, il vicino, il cane no, il cane non ne ha colpa. No, Sono- diceva se è un bastardo il cane. Magari non era particolarmente di Ah, che minchia, è arrivata dopo, aspetta. Sì, il cane no, è di razza, è il vicino che è un bastardo. Cioè, tra l'altro noi stiamo ridendo, ma a scanso, cioè questo coglione l'ha capito che è lui. Possiamo insultarlo, Sì, giusto? scusate, ma il monitor non mi vedo più. Io sono come Valeria Marini, mi devo vedere continuamente. Aspetta, sì. C'è un problema in studio. Poi avete Ok. visto, sono venuta vestita sexissima oggi, veramente. Hai fatto bene. Andiamo ad altro colpo di ruota, tanto facciamo una scarrellata. Tanto Vi state proprio annoiando. No, io mi sto divertendo. Cos'è che c'è scritto? Femminismo tossico. Ah, questa Oh. l'ha scritta proprio Bianca. Ha detto, ragazzi, parlate di una cosa. Bianca, hai ragione, che palle, sotto certi aspetti è veramente pesantissimo, cioè, dimmi. Posso, inizio Sì. io. Allora, a parte che io ci tengo a precisarlo, c'è stato un periodo dove nel nostro gruppo di comici qualcuno si è sprecato con le etichette. Io mi sono sentito dire che ero maschilista e tutto, in realtà cazzate. A me è sempre dato fastidio una cosa, che non è il femminismo. A me danno fastidio le persone che vedono un corridoio in discesina con delle luci puntate e ci si fiondano dentro, capito? E io, lo dico sinceramente questo, ho notato che molte, dietro sta roba del femminismo, ci hanno costruito un... Sì, Poi sì, magari, conoscendo anche, magari anche dettagli sulla persona, era in realtà una persona magari ipocrita o anche magari, per dire, scorretta con le altre donne. Quindi, però la mia domanda non è di parlare di qualcuno, la mia domanda è, secondo te, una cosa seria, importante e utile come il femminismo può avere preso magari delle derive che alle volte hanno magari indebolito il concetto stesso, proprio per l'utilizzo che si è fatto un po' così, frivolo? Ma in realtà spesso ci si riempie la bocca di termini come femminismo, quando in realtà ce n'è pochissimo, anche da chi si professa femminista, eccetera, eccetera. È una questione di trasparenza, che cosa decide di fare e di essere una persona nella vita, in questo caso una donna, che cosa sceglie di essere e di cavalcare. Voi dovete tenere presente che spesso ci sono, uso un termine sbagliato per dire, ma gli estremisti, i talebani anche in qualsiasi situazione, che cavalcano certi momenti, che si cibano di filosofie o di ideologie che in quel momento servono in realtà come propulsore per altre situazioni. Sono dei trend. E quando la gente finisce per crederci davvero, cioè quindi la persona inizia a cavalcare un trend, appunto, Sono per dei provarci trend. e poi però finisce per crederci davvero in prima Ma persona. sì, perché poi c'è anche questa ipocrisia, come diceva Massi giustamente, è molto difficile, siamo sul crinale perché è difficilissimo capire qual è il confine dell'isteria, perché se vai a vedere qualunque cosa poi stiamo sempre sfiorando il bordo e ci sono delle donne in questo caso che col femminismo ci campano, diventa la loro ragione di vita spesso e volentieri e questo mostra solo un lato fragile della loro personalità, perché intanto bisogna valutare i contesti, bisogna valutare la situazione politica, la situazione storica, anche i luoghi, i territori che si abitano. Io ho visto da poco un film che è straordinario, l'ho voluto vedere perché sono un'appassionata di cinema, che è Peccato sia una canaglia. Questo è il titolo, è un film del 1954 di Alessandro Blasetti, che poi è stato ripreso nel 79, mi sembra, da Castellano e Pipolo, con Mani di velluto. Vi ricordate Eleonora Giorgi e Adriano Celentano, che lei faceva la ladra, faceva parte di una famiglia di ladre, forse Bianca se lo ricorda. Ti stanno della vecchia. Sì. Mani di velluto. Terzo strike.
Mani di velluto, prende spunto da Peccato sia una canaglia. Sul finale di Peccato sia una canaglia c'è Marcello Mastroianni che schiaffeggia la Loren, ma la cosa interessante è che la Loren che glielo chiede: ah, va bene, mi vuoi punire? Perché lei fa la ladra e lui cerca di redimerla in tutti i modi. E come finale del film c'è Marcello Mastroianni che gli dà due ceffoni che sono stati paradossalmente richiesti da lei. Allora, se noi dovessimo vedere quel film adesso, come è successo a me, senza fare un salto temporale di che cos'era l'Italia negli anni 50, che prendere a schiaffi una sorella che tornava a casa tardi o che stava frequentando qualcuno era una cosa normale ma anche giocosa. Adesso il limite grazie a Dio è cambiato, ma è cambiata la nostra società e sono cambiate tante cose, quindi spesso il femminismo tossico si rifà a delle vecchie purtroppo vecchie storture che Bianca conosce bene. che non ci abitano più. Cioè, certe volte non c'è bisogno, altre volte sì, c'è bisogno. Quindi il femminismo tossico è da dosare a seconda della prescrizione medica. Ed è una cosa di Domanda. cui si viene sempre, poi, cioè, si fa sempre, mi sto incartando, ma non è un problema. Il problema è che non viene mai considerato il contesto. In questo tema e in un sacco di altri temi, appunto, dove si parla di estremismi, eccetera. Quindi quando si Salve. guarda al passato, non si Esattamente. analizza il contesto, e anche il contesto attuale non si confronta la differenza di contesto. Ci scrivono: il femminismo era come l'universo, in espansione. No, ma allora, secondo me, io quando abbiamo iniziato a fare stand-up, quasi tutte le ragazze che facevano stand-up iniziavano i monologhi: io sono femminista. Ed era era il trespolo, no? Ah, ok, io sto mettendo le cose in Iniziavano chiaro. tutti così. Tutti così. E comunque, Cioè, io sono Italia, femminista. tutte in La Italia. premessa io sono femminista, io non Era- ricordo che 8-9 anni fa quant'era era la norma dell'inizio di un monologo femminile. Sì, Nel sì, 90%, 80%, però alto. Beh, allora mi avete dato un trend per il prossimo monologo di stand-up che potrei preparare, Brava, che brava. potrebbe Io non cominciare. sono femminista. Io sono maschilista e per il patriarcato. Grande. Beh, diventa una cosa comica perché io sono femminista. Tutte le donne sono femministe. Tranne Giorgia Meloni, diciamo. Tutti gli uomini della vostra generazione sono femministi. Assolutamente. Cioè, voi a prescindere siete femministi. Andate parla in per Algeria te. e in Marocco, come è capitato a me, per capire che cos'è veramente non essere femminista. Voi state già crescendo, i ragazzi, i bambini, io parlo anche con i bambini di 11-12 anni, sono già femministi. La cultura, la scuola li aiuta ad essere già femministi, non c'è bisogno di distinguere maschio e femmina. Te lo dicono, ma perché? Cosa cambia? Scusa? Cosa c'entra? Da noi una maglietta rosa un maschietto alla mia età non la poteva mettere, o c'era il reparto giocattoli maschi e femmine, vi ricordate? Erano già adesso, grazie a Dio, le cose stanno cambiando e quindi i bambini. Ho visto io i soldatini da ragazza, sono fantastici, hanno la loro cucina, vanno, stirano, no, sto scherzando. No, però guarda che non sbagli. Perché è così davvero. È così Scopri questa davvero. cosa I comica. nuovi giocattoli tipo che erano riservati alle bambine, tipo stirare, il passeggino con la bambina, con il bambolotto, sono sempre più rari. Non esiste più l'aspirapolvere per imitare la mamma che fa questo. Non li trovi più se vai a vedere nei reparti di Questo è giusto. giocattoli. Anzi, io, se posso. E infatti ti fidanzi con una ragazza che l'aspirapolvere non la sa passare. No, ma io dico, allora, ha letteralmente fallito il mondo concepito. Almeno il Novecento ci ha dimostrato che il mondo, per come era concepito, ha fallito. Quindi l'uomo che lavora, la donna che sta a casa. Un attimo che si è Prego, fermato. prego, Vieni con noi, vieni no, con vieni, noi. puoi con dire noi. quello che vuoi, non ruttare chiaramente. Ok, no, è scappata.
Ha provato a fare Sassaprova e se n'è andata. Ma chi è? Non lo so, non lo so. Comunque ha fallito quel mondo per come era organizzato, no? Il padre che mantiene la famiglia, la mamma, anche se non era sempre così. Cioè qualcuno sta tentando di farlo tornare. Qualcuna sì, ma non parliamo di un presidente del Consiglio donna di uno stato del Mediterraneo. No, Io ma mi stiamo dissocio, scherzando. Giorgio. Comunque 30.000 euro ce li ha solo lui. Io È non il ce li ho. momento di vivere l'opposto in questo nuovo secolo. Noi uomini dobbiamo fare i casalinghi, crescere i figli e le donne devono portare lo stipendio a E casa andare a lavorare. e Io ci picchiarci quando tornano. Va benissimo. Mi sembra giusto, è la giusta ricompensa per tutto quello che ci avete fatto passare. No, io ho la fortuna di vivere con un uomo che è mio marito, che è... Per un attimo avevamo sperato fosse un altro. no, è mio marito. Io la fortuna di vivere con un uomo che non è mio marito. È un uomo femminista e io rimango sconvolta dal fatto che lo sia intrinsecamente, senza sforzo. E certe volte quando magari io faccio delle battute per provocare, per vedere il livello, no? Vai a vedere un po' i livelli, perdo sempre perché è proprio è una questione di cultura e anche di educazione. E noi siamo, se non regrediamo, siamo destinati a non parlare più di femminismo e maschilismo. Cioè, ovvio. Poi la politica adesso ci sta mettendo un po' in ginocchio, però... Io ne ho una. Allora, una cosa che ho trovato sempre difficile. Allora, anzitutto, io ho delle difficoltà. Io quando vedo qualcosa che mi sta arrivando addosso, lo viviseziono immediatamente. Ok, tu stai sempre pensando a bucacche, mi hai guardato, ma è schifoso. Non si parla sempre Come di no? sperma. Ascolta. Siamo in un tuo monologo. No, quando mi arriva qualcosa davvero, addosso, pensi subito al bucacche Subito. tu? Sì. Anche quando va a trovare la mamma, appena la vede, bucacche. Il padre, È bucacche. una forma mentis. Non Comunque c'è niente dicevo, da quando mi fare. arriva qualcosa addosso, lo viviseziono. Io, se tu arrivi con la maglietta io sono puro, nel senso, se tu ti presenti con un'etichetta, io sono femminista, ok. Io analizzo immediatamente la persona che mi sta portando questo concetto e se ci trovo delle falle, mi girano le palle. Ok, adesso sto rappando come il tuo amico figata. Mattia Cerrito. Mattia, Ciao user. ciao Maledetto, user. cazzo. No, Vabbè, mi fa a prescindere da piegare. questo. Guarda che è uno in gamba. Come- Ma È uno Sì, in è gamba, fortissimo, fa è uno questo. che ha capito che... Ma a prescindere da questo, secondo me il problema è stato questo, che è arrivata in Italia il femminismo, che poi in realtà è arrivato nel 68 con concretezza. Le nuove ondate sono arrivate tramite le stronzate degli Stati Uniti, quindi ti beccavi gente di 20 anni che ti voleva spiegare che era femminista perché l'aveva scoperto su Netflix guardando la nuova serie capito, inclusiva. E tu, quando una persona di 20 anni e tu magari nei 30, adesso sono più vecchio, ti girano i Molto coglioni più perché vecchio. hai 20 anni, non sai manco cosa vuol dire allergico alle fave. Che cazzo vuol dire? Cioè, quindi dico, molte volte il problema di queste ondate di femminismo fresche era anche chi... Sì, però i ventenni hanno una forza in più nel vabbè. hanno quella forza di voler raccontare le cose anche senza averla vissuta. Se vai alle assemblee di istituto, al liceo, hanno un'energia quando vai lì a parlare di antifascismo. Io ho la fortuna di essere nel consiglio direttivo dell'ANPI di Cagliari, quindi c'è la mia compagna Luisa Sassu che va nelle scuole a parlare con i ragazzi. C'è un'energia che purtroppo che non c'entra, non ha senso, sembra sovradimensionata rispetto a dei ragazzi della loro età che parlano di antifascismo e del 25 aprile, ma dobbiamo farci carico di questa energia dei ragazzi come propulsore per tutto il resto. E lì vedi queste ragazze femministe che sono ultra femministe perché sono arrabbiate, ma lì fa parte anche della loro giovinezza. Ci sta, è come quelle che si strappavano i capelli ai concerti dei Beatles o dei Duran Duran o degli U2. No. No, Ho sbagliato. YouTube Non se ne è YouTube. nessuno. no. Sono i Mattia Cerrito della musica. YouTube Mi no, dispiace. ho sbagliato proprio esempio, però ci siamo, no? Quella specie di fanatismo estremo che è dato anche dalla forza della giovinezza di voler dire delle cose, ma non ho finito. È brutto quando ci si trova nelle correnti tipo il Me Too. Vi ricordate? Sono andati tutti a parlare del Me Too, delle donne abusate sui set, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre stato così. Il confine tra, diciamo, una elegante, diciamo, disponibilità
al produttore o una prostituzione assistita, diciamo così, è sempre un confine labilissimo. Poi improvvisamente si sono svegliate tutte, ma io qui, io lì, io là. Sì, però poi il contratto l'hai firmato, poi quello. Ci sta che uno abbia bisogno di elaborare anche che cos'è la violenza. Cioè, non è semplice, quindi bisogna capire un po' il femminismo, di quale grado di femminismo stiamo parlando, perché io in un'intervista ho detto io non credo al femminismo o alle dichiarazioni di violenze subite sul set da gente che poi ha firmato contratti miliardari eccetera eccetera. Non mi piace questa ondata di ripensamento, perché io sul divano del produttore non mi sono sdraiata e ho fatto una scelta di carriera, certo anche economicamente abbastanza pesante, perché ci sono persone che ci sono carriere inspiegabili per me. Mattia Cerrito. No, quelli non si sono dovuti scopare nessuno. Ci sono carriere veramente inspiegabili nel mondo delle attrici, dello spettacolo. spettacolo in generale, veramente inspiegabili, ragazze, ragazzi. Vi ho dato delle femministe. Allora, non decidere in cosa ci identifichiamo. Questo siamo stati molto intransigenti anche con Galleria Progetti. È molto molto bella questa cosa che avete Abbiamo detto. firmato il contratto come LOL, non la so pronunciare, l'ha scritto Zan. No, sì, comunque sì, il confine è veramente molto labile. Diciamo che io, se posso, una cosa però, questa è una cosa che noto molto, contrariamente, allora, perché c'è un'idea di me che si fanno le persone, tutti pensano che quando fanno le serate nostre, pensano che io sono un pezzo di merda, stronzo, e poi in realtà io sono tranquillo, sono gli altri che sono tutti dei pezzi di merda. Sto scherzando, solo Luca Tramazzo è un pezzo di merda. Ciao Luca. Ciao Luca. Luca è un pezzo di merda Che davvero, simpatico. ragazzi. Però è un amico, Così pezzo di merda, proprio grave, Luca è però ti proprio vogliamo un bene. pezzo di merda. Quando parli proprio di pezzi di merda, se vai nell'antologia c'è Luca. Luca, alla prossima puntata vieni qua così puoi ribattere. Non l'abbiamo ancora invitato. Ciao, vuoi dire qualcosa al microfono? Ma che cazzo? Ma cosa c'è scritto fuori? No, Fratelli d'Italia? No, non è. Se ci fosse scritto Fratelli scritto d'Italia, picchiamo le donne. avresti la fila. Comunque, dicevo una parentesi velocissima. Io noto molto che ci sono un sacco di ragazzi che hanno un problema nel capire che se una ragazza ti rivolge la parola, ti dà una pacca nella spalla, ecco, ragazzi, non vuol dire voglio chiavare con te. Cioè, ve lo dico perché io faccio molte serate di stand-up. E ti danno molte pacche sulla spalla, però poi alla fine... Ecco, questo è per esempio per spiegare quanto ci sia comunque un problema che il femminismo si sente di dover affrontare, perché un botto di ragazzi, ad esempio, poi non riescono a metabolizzare un no perché non hanno manco capito quando cazzo è sì. Ecco. Ma su questa cosa è bellissima, bello esempio, sai perché? Perché oggi la puntata si potrebbe intitolare Il confine labile. Quando è che si passa, quando è che un cumulo di sabbia smette di essere un cumulo di sabbia e prima sono granelli, per esempio? Quando è che si può decidere che una persona ha... faccio esempi random, un colore vira più sul blu o sul verde? Sì, quando sì. è che rimane verde e quando è che improvvisamente diventa è blu? praticamente impossibile da capire. Esatto. Quando è che una pacca sulla spalla o anche sulla schiena o sulla natica diventa molestia? Culo si può dire. per Una me- cosa che possiamo... per me- Culo Rimane Gioele, culo però- possiamo dire. Allora, per me, ad esempio, Qual è il confine? Per cui questa roba qui, filosoficamente c'è un termine, no? Per dire che dal grigio scuro improvvisamente si passa al nero. allora, Dov'è quel grigio confine? scuro, secondo me, è tipo... Ma allora, secondo me... Allora, il problema è tutto legato ovviamente all'educazione civica. Le persone dovrebbero studiare, però dico, in generale, il punto di non ritorno è proprio basato sull'inizio, perché quando uno pensa che una ragazza gli sta rivolgendo la parola anche per più di 20 minuti per un motivo,
capito? È quello. Quindi dico, il punto di ritorno purtroppo dipende da quello che c'è qua dentro. La zona grigia è determinata dall'inizio, perché se tu pensi che Samuele è così, Samuele finisce la serata di stand up, una si avvicina, complimenti, è stato bravo, lui si gira, oggi scoppo, gli ho fatto no, Samu, quella ragazza, le hai fatto ridere, ma non Ma è era un che- ragazzo. era un ragazzo. Allora, però per me quello lì è, capito, è il problema proprio che bisogna scindere. È un problema culturale. Culturale, e Siamo soprattutto- troppo vicino diciamo, al territorio africano-islam, per cui non si Tipo, toccano. ma sì, eccetera, guarda, quel eccetera. cane mi sta facendo le Per coccole. me non è un Se problema. tu fai stasera- così, Quello secondo no, me ci non stai si fa. provando. No, io penso che Eh. toccare. Allora, per quanto mi riguarda, io se parlo con una persona non la tocco più del dovuto. Che sia una ragazza. Cioè, nel senso, mi dà fastidio. Anche se. Metti che stai parlando con una ragazza, anche dopo una serata di stand. Ciao, si può dire quello che vuole la bambina al microfono? No, che No, ma hanno dei pattini i clienti di questo posto che No, vanno, no, slittano. Scusa, non il freno. Esatto. Quindi no, riprendi quello che stavo No, dicendo, che era dicevo, interessante. allora, io per esempio non sono molto manesco, tanto mi faccio capire, non ho bisogno di enfatizzare, però sono in grado di capire che, ad esempio, molti, dove nasce il disguido? Una ragazza sta parlando e gli fa così, mica, capito? Si sente il cervello che non ha la voce. Ha Ma questa è voce, solo una questione culturale, Certo, ma certo. sì, cioè io sono... però il problema nasce da lì, capito? Che questi Ma molti... guarda, basta non farlo... basta non arrivarci là. Cioè, non so, Certo. io sono quella che non abbraccia, ok? Nell'ambiente dello spettacolo sono non tutti sbagli, molto secondo- promiscui. Io col contatto fisico, quindi mi fanno gli agguati, gli scherzi, eccetera, eccetera. Però c'è una scelta in questo, c'è una scelta perché noi siamo stati invasi da queste attrici e starlet che si sono mosse nell'ambiente proprio, diciamo, approfittandone anche della loro avvenenza fisica e concedendosi più del solito. Quindi a un certo punto, per evitare qualsiasi cosa, uno decide di Ma fare... combattevano il patriarcato. però. Esatto, lo combattevano proprio con le armi giuste. Fai una scelta di questo tipo. Detto questo, cosa succede? Che sei definita la stronza, l'antipatica, la stronza. Non sempre. Sempre. Non sempre. Sempre, Nick Cash sempre. cosa ha scritto? Ma si Sì, può sì, leggere? sì, allora, vai. no, se io ascolto una ragazza per più di 20 minuti, poi voglio qualcosa in cambio. Parlo da femminista di Villacidro. Allora, A Villacidro anzitutto, funziona così. a Villacidro abbiamo stabilito che siete delle persone 19 minuti pregevoli. e il tetto. Davvero? A Villacidro. Se sì, ascolti sì. una ragazza per 20 minuti, che cazzo vuol Non lo dire? so, a Villacidro c'è questo problema. Io conosco Riccardo Lai, che è un attore, tra l'altro bravissimo. Che dopo 20 minuti No, pa, in ecco, mano. c'ha Subito. sempre diciamo così, il testosterone altissimo come quelli di Villacidro, ma è un personaggio leggendario, stiamo parlando di una... di È in una- carcere adesso? questo- No, no, Ah, lui ha fatto l'ultimo, Non l'hanno ancora l'ultimo preso. film con Paolo Latitante. Sorrentino, non Ah. è che c'è il primo coglione. È indicato a Eh. me, tra l'altro, proprio perché le servivo un esempio. Ciao ragazzi. Ti faccio notare, ciao, no, ragazzi. proprio non ci sentono. Ti faccio notare che comunque Secondo qua me siamo non in ci tre sentono. e quando ha detto coglione ha proprio preso diretto. No, allora, No, ha è per indicato dire- lui. Era precisissimo. Mi fa molto ridere perché Riccardo Lai, appunto, attore di Villacidro, mi sottolinea sempre quanto appunto ci sia questa, come si può dire, pulsione verso l'altro sesso e che a Villacidro sono tutti molto focosi. Ah, è così. Solo a sì. Villacidro. Ma vale solo per gli uomini? No, perché nel caso vado a No, cercare beh, casa lui mia. racconta lui racconta delle persone che conosce e dei suoi amici. Io ci ho scritto uno spettacolo su questa roba che si intitola Petricore. Sapete che cosa vuol dire petricore? Petricore? No. Questo faccio un test, lo dico perché l'ho scoperto anch'io da poco, ma ce lo dice Ale. Che cos'è petricore? Allora, innanzitutto grazie mille per la domanda. Sì. Io ringrazio sempre. Parrebbe, da quello che lo so, cioè lo so leggere molto Ok. bene, è il caratteristico odore che si sprigiona dalla terra quando viene bagnata dalla pioggia durante un periodo di siccità. È esattamente Profumo quello. della pioggia. È il profumo della pioggia o dell'asfalto bagnato e si chiama petricore ed è un odore proprio caratteristico e ci hanno fatto anche dei profumi, sapete? Dice che il termine deriva dal greco petros, pietra, e icor, linfa degli dei. Esatto. Ed è quel profumo tipico, no? Che stiamo emanando adesso con questo calore
a Galleria Progetti con Sì, il c'era un modo, condizionatore Guasto. ragazzi, c'era un modo più educato di dire avete rotto il cazzo, non vi lasceremo mai più lo spazio, anziché chiudere l'aria condizionata. Ragazzi, potete fare la trasmissione, però Ehi, ciao, ci sentite? Non Ci co- sentite laggiù? Sì, Ehi, siamo qua dentro. ecco, Venite al microfono, potete tranquilli, parlare al microfono. Ciao, oddio! Ciao, ciao, ti ciao. Incredibile. Come ti chiami? Raffaele. Quello si chiama microfono, Raffaele. dalle- Sì, lo sapevo. Ah, lo Siete- sapevi, adesso siete non a lo sai passeggio? ancora. Siete a passeggio? Sì. Ma in Oh, incognito? stavo parlando un po' di cose. La vostra famiglia lo sa che siete in coppia a Certo, passeggio. certo. Ah, questa è la cosa più importante. Sei con la tua fidanzata? Che Sì. si Ah, nasconde. vieni, A vieni. me sembri solo. Ah, ok. No, Siamo solo in no, diretta. Vieni. Senti, ma di dove siete? Di Sestu. Io di Wow! Sestu e di Quarto. Dai, è quarto ed è venuta sino a sesto per decimo. raggiungersi. Sì, ma Grande. Grazie. Quarto più sesto, decimo. devo andare a Pula tra poco al mare. Bravi, Bravi, le ore divertitevi. migliori. Mi Divertitevi. raccomando, ragazzi, con la droga iniziate tra 5 o 6 anni. Lui ha sorriso come per dire no. Abbiamo già iniziato. vabbè. Ci vediamo, ciao. 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 Che bellini sono il nostro futuro. Ah, sì. Speriamo di no, dai, speriamo Sì, di sì. meglio, ragazzi. Sono Stiamo troppo scherzando, belli, sono troppo belli. Che Ascolta, meraviglia. tu volevi fare una domanda, se no ne ho una io. L'ultima domanda prima di cambiare argomento. Sì, magari, tanto ne dai. abbiamo un po' di Le slot. quote rosa. Io sono contro le quote rosa. Ah, grande. Finalmente. Grande. Quindi, se secondo te c'è da fare un programma di stand-up comedian, c'hai No, 5 non parliamo di quello, non parliamo C'hai di quello. 5 In No, generale. ce n'è un botto di stand-up comedian, donne che fanno Sì. ridere. per Vabbè, un ragazze. Però se il regista dice, se l'autore dice ci servono per forza 3 donne, secondo te è una stronzata. Cioè, si impone un numero fisso di... in qualunque No, dipende settore. da qual è il direttore artistico, perché allora dipende, perché certe volte chi fa il cartellone dipende appunto che pubblico deve accontentare e qual è nell'economia del progetto più redditizio in termini proprio anche qualitativi del progetto stesso. Allora, se uno mi dice no, devono esserci per forza delle donne, quali donne? Capaci donne, in sintonia donne, perfettamente integrate con questo progetto artistico? Devono essere donne o donne a prescindere? Non lo accetto, Perfetto. non lo accetto. Se sono solo uomini, io non ho un problema. Per me il talento è la cosa più importante. Se una persona ha la competenza, la deve fare. Stiamo Ascolta, sfondando una porta aperta. Tizi, ti faccio un'altra domanda più scomoda. Infatti non so se tuo marito ci sta guardando. Sì, no, Ok, credo di no. non incazzati col vicino No, che ti non si piscia la porta, incazzerà, amico mio. Michele, ma non mi starà guardando. Allora, sta c'è un lavorando. argomento molto caldo in questo momento, un argomento che fa, ad esempio, sulle ragazze che si fanno l'OnlyFans. È una scelta così. Una scelta, aspetta, fammi finire la domandina, perché dico, è una scelta che io personalmente non giudico, nel senso, per me ognuno è libero. Tu come la vedi su questa cosa? C'è una ragazza che dice, sai che c'è, non vado a fare la commessa alla Rinascente, mi apro un profilo OnlyFans. Ma adesso vale tutto, ragazzi. Cioè, adesso vale tutto, purtroppo. Cioè, questo è il rischio dei nostri tempi, è la libertà dei nostri tempi. Quindi, perché no? Io personalmente non lo consiglierei. Ecco, questo lo posso dire. Perché l'hai provato. No, non rende tanto. no, non ce l'ho OnlyFans e non ce l'ho proprio nell'applicazione, ma non è una cosa che mi interessa. Ci sono delle cose che non mi attraggono nella vita. Non provo attrazione nei confronti delle droghe, non provo attrazione nei confronti delle persone ambigue. Non trovo attrazione verso quel tipo di Meccanismo. meccanismo anche di scoprirsi in un certo modo, essere a servizio di, però non mi sento di giudicare nessuno. C'è stata quella maestra che è stata Sì. denunciata, giusto? Ho Sì. letto Sì, sì. Non denunciata, Perché, licenziata. perché è Licenziata. successo, questa maestra è stata licenziata perché uno dei padri si è incazzato, perché ha detto nella chat dei padri, oh, questa non mi ha fatto vedere la figa. E allora ha detto, ma come all'OnlyFans? ma è veramente andata così? Spero di Il sì, fatto è- spero di sì e spero che fosse mio padre. No, lo dico in allora qualsiasi ragazzi, camera. io sono regista, si parla uno per volta, altrimenti il pubblico non capisce. Bravo. Ale, vai, Il spiega padre tu che di sei le uno dei cose. ragazzini
ha trovato l'OnlyFans della maestra, si è iscritto, ha pagato, scaricato i contenuti e divulgato i contenuti di questa persona. Hai tralasciato il segato anche, perché cioè, nel senso sembra che No. ha fatto tutto tranne che usarli quei contenuti. penso che questa cosa fosse... Vabbè, è implicita. irrilevante ai fini del... O secondo voi ha fatto? Adesso glielo faccio vedere io con tutti Non questi penso- video di tette giganti no, che ragazzi, si lì scuotono. c'è sempre quel lato di frustrazione che c'è dietro anche al di fatto di morbosità. essersi reciprocamente visti in un contesto diverso. in un contesto diverso. Cioè, lei magari non sa che lui guardava, e non so come funziona, o è in diretta, non lo so, mi No, aiuterete? no, no. È tipo Ok. Instagram, però per vedere le tue foto, i tuoi video pago. Ah, la Guarda gente come paga. informa. Non ha detto manco pago. No, no, Cioè, sono iscritto a una decina di canali e basta. Ragazzi, guardate che c'è una frustrazione incredibile, come sono quelli che vanno con le prostitute e poi le ammazzano. Porca Le miseria. perché? Perché poi c'è un odio verso se stessi. In realtà lì riversano sull'altro un odio verso se stessi, la vergogna, il fatto di sentirsi Sporchi, sì, magari. sporchi, bravo, proprio sentirsi sporchi, bravo. Hai detto, hai fatto il dono della sintesi. ascolta, ma secondo te è giusto che abbiano licenziato questa ragazza? O doveva stare al suo posto? No, secondo me non è giusto che l'abbiano licenziata, però visto che la puntata si intitola sul confine, il labile confine, è molto è giusto cambiare anche con grandi rivoluzioni i valori. Mm? Anche con certe scelte una ragazza può decidere di fare la escort e poi che ne so, di fare la commessa La politica. o fare la politica. Che è successo? No, ma per carità, È successo. Non il facciamo discorso- nomi, non No, diciamo il partiti dove c'era una raga- bandiera italiana di mezzo. No, ragazzi, è così. Cioè, è proprio questo. Il confine sta su che cosa vai ad insegnare ai bambini. Ma non si pone il problema, perché la ragazza in questo caso sarà equilibrata. È quello che bisogna stabilire. Il giudice deve stabilire se la persona in questione è equilibrata nel momento in cui sta a scuola con i bambini e fa l'insegnante, ed è la stessa persona che ha un equilibrio diverso quando sceglie di mostrarsi nuda. Lo state chiedendo alla persona più sbagliata. Io faccio spettacoli per bambini e poi ho fatto spettacoli che sono vietati ai minori per questioni di contenuti e anche per scene di nudo, non di sesso, non di Hai pornografia. Sì, certo, si trovano su YouTube, però perché A noi ci bannano. No, diciamo a me Joelle. Mi son perso che stavo a me leggendo mi la chat. censurano, Ah, ok, no, ok. forse non vi Perché tu ricordate cosa hai è fatto successo. scene anche di nudo, tu? Sì. Sì, ma negli spettacoli di Lucido Sottile ci sono stati dei nudi integrali, si è parlato di violenza. Ho scritto uno spettacolo che si intitola Luce buia cyberporn, che parlava appunto di quello, era nel 2008, ragazzi, e si raccontava che cosa stava succedendo in rete. Non c'erano tutte queste applicazioni, non c'era tutto questo mondo della pornografia. Si entrava su una chat che si chiamava aiutatemi, MSN? MSN. Che E la gente- ricordi. Sì, io stessa ho dovuto studiare 3 mesi per scrivere Mi stai questo facendo spettacolo. sentire vecchissimo. Sì, io ho scritto uno spettacolo, ho dovuto studiare 3 mesi per capire che cos'era la pedopornografia, che cosa succedeva a Cagliari, ma a Cagliari in generale, per uno spettacolo che parlava di, erano temi universali, si intitolava Luce buia, cyberporn di Lucido Sottile, e lì abbiamo avuto moltissimi problemi, ho avuto un'interrogazione regionale, un'interrogazione comunale, perché Interrogazione, ti hanno sì, chiesto? sì, Cioè, sì, folle. mi hanno, no, un'interrogazione significa che un consigliere regionale, in quel caso per Oli Pip Show, Felicetto Contu, centrodestra, fece un'interrogazione Sì, mi regionale ricordo di Pip Show che era stato sul mio una- spettacolo. Non si può usare quella parola su YouTube, però abbiamo capito. Anche Ok. sui manifesti mi ricordo Sì, c'era sui stata una manifesti, fortissima esatto. polemica. E poi Quindi il problema non è che esiste quel problema, ma perché stai parlando di un problema Perché che se-
esiste e non vogliamo affrontare. Perché stai Poi, parlando di pedofilia nella Chiesa? non si può usare quella Perché parola. ok, di quella roba. Basta che dici chiesa, c'è anche quello nel Esatto. pacchetto. Allora facciamo così. Perché lucide state affrontando argomenti che riguardano i bambini violati da una certa, diciamo così, struttura? Ma di chi parla? clericale? Ma in questa struttura cosa c'era? Holy Peep Show era un percorso spirituale, mi ricordo il manifesto era una pietà di Michelangelo dove c'eravamo io e Michela nella versione Madonna e Gesù, però fatta turchina e Pinocchio e c'era scritto Pinocchio non dire bugie perché la Chiesa stava dicendo, c'era uno scandalo negli Stati Uniti, vi ricordate? Sì. Quel Sì, film quella lo che di ricordo Boston, bene. E sai che il nuovo Papa, Esatto. il nuovo Papa proprio in quegli anni, perché però io qua lo difendo perché da Sì, fervente sì. cattolico, Me lo immagino? io ho un tatuaggio di Gesù sotto i piedi, me lo sono fatto, ma non per qualsiasi tipo Ma di Gesù gesto. cosa c'entra con questi qua? È in croce sotto i piedi, così, comunque l'ho fatto sotto la pianta del piede sinistro. No, dicevo, il Papa per sbaglio, c'erano due preti coinvolti, accusati di questa roba, e lui ha fatto, vabbè, li sposto da un'altra parte, Che è era tipico. problem solving 100, no? No, Ha 100, detto, ed era questo il tema dello spettacolo. Si parlava di appunto di quella cosa per cui si abusano i bambini da parte di ceti alti di una certa istituzione che ha sede in Sì. tutto il mondo, Sì. così per non usare le parole censurabili, e noi siamo state bloccate perché il manifesto era blasfemo e il titolo dei giornali era lucido blasfemo, ma se ne parlò 9 giorni in cronaca, finimmo su tutti i telegiornali anche nazionali, quindi di che parliamo? So che cosa significa questa cosa della censura. In Luce Buia Cyberporn invece noi distribuivamo dei profilatici all'ingresso, c'era una drag che insieme al biglietto ma usati, chiaramente. ovvio, e lì interrogazione comunale, come si permettono queste, cioè le rivoluzioni. Follia. Il grande problema, distribuiscono preservativi. Esatto. Il vero scandalo è quanto costano i preservativi. Che Cioè, cazzo- Davvero? Che investimento avete fatto? No, Costano ce li un aveva. botto. No, ragazzi, in realtà era un regalo dello sponsor che era Che era la Durex. No, che era un porno shop a Cagliari. Ah, dei porchi, sì. Perché Porchis. no, era in via Baile. 69, Esatto, storico, non 69. esiste più da... Lui Cioè, fermiamoci Certo. sul suo viso un attimo Certo, di illuminato, sono rinato. ha fatto proprio il ragazzi, gesto dei nonni. su Luce hooligan Buia lì, ne sono volate. in Luce Buia Cyberporn c'erano appunto si affrontava l'argomento della pornografia in rete e di quanta gente in realtà si fosse rovinata, perché mica era gratis come adesso, e si fosse rovinata dovendo vendere casa oppure proprio perdere ingenti somme di denaro per mettersi in contatto con questi numeri di telefono che erano all'estero, e in palcoscenico c'eravamo io e Michela sulle installazioni di Jeremy Stewart, che è un video artista incredibile, e c'erano appunto dei vibratori, c'erano delle cose messe in mostra lì per raccontare questo mondo, e fummo catalogate come quelle proprio Vabbè, poco sì, di buono. Centro-destra sardo. Esatto, poco di buono, Dalla destra sarda. con interrogazioni comunali, regionali, blocchi di tutti i tipi, però in realtà nessuno usava questi attrezzi, erano lì in bella vista, messi come soprammobili per raccontare Certo. il personaggio, Dare forza alla, per dare alla forza scenografia. al Cioè, personaggio. per la serie, prendendo come esempio Arancia Meccanica, se avesse fatto più scandalo la statua cinetica che dondola, che Esatto. non poi tutta la narrazione degli stupri e di tutta La la, statua violenza cinetica che per del- i poveretti che ci seguono normalmente era una statua a forma di minchia, Che perché loro si ballava. dice così, esatto, che- Ma anche la citazione dei tavolini con i corpi femminili, cioè spesso e volentieri, cioè il cinema racconta delle cose molto prima della società. Gli artisti raccontano prima, certi artisti, diciamo così, raccontano prima quello che succede nella società, così come certi comici hanno la visione di quello che succederà. E Beppe Grillo, non a caso che è uno fra i vostri prediletti, l'aveva talmente tanto che poi ci ha fatto anche una carriera politica. Sì.
ha fondato un partito, mica il primo sì. coglione. Ascolta Tizi, visto che siamo in argomento, secondo Sono te... pronta. Secondo te nei giovani, nessuno di noi è giovane, No. non stavo includendo anche te. No, chiaramente. ma io non sono giovane e me ne vanto. Sono arrivata alla mia veneranda età e sono contentissima. Io ero convinta di morire molto prima. Minchia, non devi mai dirle queste cose perché adesso l'hai mandata su uno di noi tre, cazzo. No, e Conci deve prendere un aereo che passa vicino all'Iran. Non dovevi dirlo. no, Guardalo, sta ce per l'hai- piangere. Era felice che si Un Dove Boeing vai? 787, tra l'altro. Vado in Giappone. Ah, che meraviglia. Non dovevo dirlo? Beh, rimarrà tra noi. Informazione, tanto se la Anzi, gente mi segue sui social. ovviamente Senti Ale, ci ricorderemo di questa cosa bellissima che hai detto nel Giappone. Comunque al prossimo Come Divano ti ricorderemo. Sì, no, perché- Viene Tiziana, Ale, non te l'avevamo detto, ma è lei la nuova. No, io sono contenta invece di essere qui, di essere stata invitata in qui. questa mia ultima puntata. No, il mio amico Max Papeschi, che è un artista, diciamo così, visionario. Vi invito anche a vedere le cose che fa, è veramente visionario. Dice: Tiziana, tu devi sempre stare attenta a dove vai all'ultimo invito che hai, perché se muori tipo il giorno dopo diranno l'ultima apparizione è stata fatta lì, quindi quando scegli devi sempre... questa voce è un po' così, Max, è interessante. E dice questo: la lapide, tu pensa alla lapide. Minchia, è vera. Sai che io ho visto molti. È capitato a molti comici di morire durante lo un comico fortissimo inglese, faceva il mago. Era un mostro questo. Questo stroncato di botto. Ciao! Stroncato di botto sto qua, morto di infarto e non l'hanno aiutato perché tutti pensavano fosse una gag. C'è il video. Bestia. E io ci penso sempre, ma se mi capitasse di morire, metti che muori, adesso non dirò nessun locale in Minchia, particolare. Non fa ridere neanche No, che muori in un locale di quelli di merda dove odio il titolare. Minchia, No, brutto, è quello lì il brutto. primo pensiero che ha. Minchia, non gli devo manco pagare la sera. io c'è ho una fatto scena- Ti immagini- dimmi. Una scena meravigliosa che è poco nota e che riguarda Vianello, proprio il marito di Sandra Sandra Mondaini. Mondaini. Negli anni 60, 70, forse negli anni 70 aveva una trasmissione in Rai in prima serata, però era stato dovuto operare è stato operato d'urgenza e sarebbe potuto morire. Lui cosa ha fatto? Ha registrato il suo coccodrillo in modo tale da iniziare la trasmissione dicendo: signore e signori, buonasera, sono morto. Questa cosa è stata ipercensurata. Poi lui è sopravvissuto, ovviamente, quindi non è andato in onda, ma lui aveva avuto una lite fortissima con i vertici Rai perché i vertici Rai si erano opposti in ogni modo a questa cosa. I vertici Rai hanno paura della morte. Perché la morte è sempre il tabù noi- dei tabù Lo so, perché tu pensare che in Limba Mission noi giravamo con un carro funebre per la Sardegna e quest'anno, se volevo fare la serie, quella roba doveva sparire. Io gli ho detto peccato, perché è una bellissima citazione anche dei Blues Brothers. Certo. Non è, loro avevano la macchina della polizia, hanno il carro funebre, ma no. No, perché è troppo lugubre, poi la gente si lamenta, si è spaventata. Ma che si lamentino pure, ma Ma che infatti- E la gente frega. si spaventa. Giustamente lui Bisogna diceva, ragionare così. Raimondo Vianello diceva: ma cavolo, sono morto io, saranno E posso cavoli fare miei, quello che voglio? saranno cavoli miei volerlo annunciare io anziché il TG1. Sono io. E all'epoca era comunque uno dei conduttori, ovviamente, e dei comici più quotati in Italia, e in Rai era sicuramente, era trasmissioni su Rai 1, prima serata, era il conduttore di punta. Assolutamente non era possibile, ed è stata, quello che ricordo, una delle cose che ha incrinato il rapporto, ha iniziato a incrinare il rapporto tra Raimondo Vianello e la Rai. Beh sì, comunque loro sono stati in un certo senso miracolati da Berlusconi, così Sì. come molti di loro, stanchissimi. Mike Bongiorno diceva che il giorno che è andato da Berlusconi stava firmando un contratto e Berlusconi gli ha detto: quanto prende? Stavano del lei all'inizio, quanto prende al mese? E lui disse 30 milioni. Va bene, io glieli do al giorno. Ma questo chi? Berlusconi, Berlusconi a Mike Mike Bongiorno. Bongiorno. Ah, perché lui li dava anche E lui ha detto no, tanti. assolutamente. E lui firmò subito, ma anche Raimondo Vianello e Sandra Mondaini vissero la stessa dimensione, ma così come la Carrà, Pippo Baudo, cioè Sono sai stati che anche così, Grillo- Emilio Fede, sono stati Ma lui rifiutò.
No, Grillo era uno dei proprio più... Quanto aveva offerto a Grillo? Gli aveva offerto per una stagione, doveva presentare Ok, il prezzo è giusto, per 50 miliardi a stagione di lire. E ha detto di no. guarda. E il suo agente si stava per ammazzare perché prendeva 10%, quindi puoi immaginare. No, ma qui guarda che in certi momenti della vita, nell'imparagonabile piccolo mio, lo sottolineo, ti trovi a dover dire di no davanti a delle cifre, ma se soprattutto offendono quello che è la tua intelligenza e la tua libertà o quello che hai costruito in una vita. Cioè, c'è gente che ha la faccia come il culo, ha criticato tutta la vita quella persona e poi ci lavora insieme. Enrico Mentana? No, sto scherzando. No, però... Anche perché poi Joele si offende. Poi Joele si offende. No, però per dire, Berlusconi ha aperto un mondo alla TV commerciale e quindi ha ridato vita a certi personaggi grazie a lui, perché altrimenti sarebbero morti e sepolti. La Rai quando Anche Maurizio Costanzo era Esatto. uno di quelli. Poi, tra l'altro, piccola parentesi, poco nota, ma si dovrebbe conoscere di più, Maurizio Costanzo ebbe una trasmissione a Videolina Sì. fortemente voluto da Nicky Grauso. Nicky Grauso, certo. Come si chiamava? Si intitolava una cosa Senza tipo... collo? No, si intitolava Buonanotte, oppure una cosa... Dovremmo... Guardalo. Posso dirlo? Adesso lo cerco. A me è sempre stato sul cazzo. È un piduista. Sì, cioè, lo possiamo dire, dai. Sì, si può dire. Dopo cioè- cena. Dopo cena, sì, buonasera mi veniva. È un piduista, cioè, vabbè, è andata così. L'Italia ha fatto la sua fortuna anche con la P2, per carità. Di Maria De Filippi cosa ne pensi? Non frequento. Non frequento. Ragazzi, bisogna fare una distinzione da quello che è il genio e il genio del male. Entrambi sono geni. Genio del male, ma pur sempre genio. Buoncompagni? Genio della televisione. Genio del male? Pur sempre genio. Buoncompagni era uno che vedeva oltre, ha fatto trasmissioni come Bandiera Gialla e poi non è la Rai. La Rai. Come fai? Però era uno che aveva una visione gigantesca, che ha cambiato l'Italia. Quando dicono Maurizio Costanzo e la De Filippi hanno cambiato l'Italia, no ragazzi, è stato Buoncompagni, Giovanni Benincasa, cioè quelli sono i nomi, gli autori che hanno cambiato. Antonello Lai, con Zona Franca, mitico. Antonello ha fatto un lavoro che Nanni Loi faceva negli anni 60, ma Antonello per me è una piega sul cuore, perché con tutti i suoi difetti, era una persona che così trasparente, enorme sotto il profilo umano, perché la sua carriera non si fermava dietro a quello che succedeva davanti alla camera, ma continuava anche nelle ore in cui la telecamera era spenta. Io ho dedicato Cagliari Ti Amo, che è un festival delle periferie, non a caso. Antonello, quando ricordiamoci sempre, io chiamo Antonello, cioè la forza, la potenza di questa frase, che lui arrivava con le telecamere dentro la casa della vecchietta che aveva 100 euro di pensione, con le blatte e l'acqua raccolta dai catini, e non aveva niente da mangiare. Antonello era quello che portava da mangiare alla gente, e che questa roba non si sa. Era una vocazione la sua. No, la gente non lo sa. Lui aveva le buste piene di spesa e distribuiva, ma non solo, i soldi suoi. Cioè, lui è morto e quello che stiamo raccogliendo adesso come testimonianze è infinito. Cioè, È uscito dopo, diciamo. Quel lato lì. ma è giusto in un certo senso, Cioè. conoscendolo, sì, perché lui era giocoso, e quando arrivava Antonello dietro le quinte prima di fare uno spettacolo, no, minchia, c'è Antonello, no, dai, dopo lo spettacolo, perché lui arrivava che eri in quinta, ti stavano mettendo il microfono, incasinata, che magari lo spettacolo era drammaticissimo. Beh, Lucida, allora... questa è la partita del Cagliari, minchia. Cioè, Anto, mi sto concentrando. mi sto un attimo. concentrando, però era Antonello Lai e io non riuscivo mai a dire di no, perché sapevo che cosa vuol dire, che cosa
volesse dire la sua sgarbatezza, i suoi modi disordinati, il fatto che arrivasse sempre con la camicia sporca, sempre in disordine. Cioè è pesante, era pesante Antonello, era pesante sotto certi aspetti, ma era enorme, una persona enorme. Beh, Cioè, gli volevano bene tutti. gigantesco. La scritta sotto il ponte della Scaffa, Ziulai uno di noi, è storica, cioè una scritta una gigantesca, ma è proprio degli anni fine 90. Ma anche faceva delle cose che erano di uno squallore allucinante, cioè Antonello era proprio scordinato. TV Verità. Sì, TV. ma anche con le persone, cioè, diceva delle cose allucinanti, anche a me, cioè basta, io avevo un rapporto a tu per tu con lui ed era veramente certe volte scomposto, ma stiamo parlando di una persona che era un gigante, ha vinto premi di giornalismo, voi non lo sapete? Ma lui ha vinto premi in tutta Italia come giornalista d'assalto. Qui magari non lo scrivevano sull'Unione Sarda, non lo dicevano a Videolina, perché lui a un certo punto l'hanno mandato via e si è dovuto organizzare lui da solo nel salotto di casa sua, che è una cosa molto importante, soprattutto per chi fa In editoria. un'altra epoca, tra l'altro, Sì. non come oggi, che fare un... Ci inventiamo una televisione, Antonello era così, dai inventiamoci un programma e non avevano mezzi, cioè i telegiornali di Antonello vengono raccontati da Maurizio Ciotola e da altri che hanno lavorato insieme a lui, a casa sua, dietro il tavolo, la scrivania, lui solo in camicia e in mutande, come nei film, perché? Perché dovevano andare in onda subito, essere mandati via oppure essere allontanati diciamo così, da un giornale, dall'editoria. Non è una cosa semplice reinventarsi e lui l'ha fatto con i suoi mezzi, a modo suo. Antonello Lai è insostituibile e anche inimitabile. Ribadisco la frase, e io lo dico, e io chiamo Antonello, faceva tremare tutti, anche la polizia. Grande, grande. Sì. Allora, Abbiamo io direi- finito? Dai, l'ultima... Ultima. Dai, sprint finale con un'ultima domanda. Dai, gira la ruota, vediamo che cosa ci capita. Ci verrà fuori trancio Pezzo pezzo, di pizza, sicuro. certo. Poi scopriremo dopo perché. Cosa pensi di Sassari? Non è che Cosa è pensi? proprio uscita, la scelta. Cioè. Beh, no, secondo me è stato casuale. È la domanda che sceglie l'intervistato, cioè. No, non ragazzi, il cosa contrario. penso di Sassari? Io mi sono divertita, siamo stati a Sassari da poco per registrare la puntata Limba Mission, dove i sassaresi hanno fatto uno straordinario processo ai cagliaritani Strano. con noi lucide nell'aula magna dell'università, che è proprio il gota della competizione fra Sassari e Cagliari. Prima università in Sardegna. Secondo loro. Allora, l'Università di Cagliari nasce prima, ma viene registrata dopo, come tutte le cose che facciamo noi cagliaritani, no? La facciamo, non c'è problema, dopo. E quelli giustamente sono Hanno prima registrato, poi hanno tirato è un sull'università. grande proprio. classico, come quelli che appena Abbiamo il entrano terreno. dentro il mondo dello spettacolo si iscrivono subito all'Empals o alla SIAE. Io mi sono iscritta alla SIAE da molti anni. Ma sì, l'altro giorno, non sto scherzando. Quindi, questa è i sassaresi. I sassaresi sono mi ho mangiato un panino. Dai, non è vero. Sì, mi ho non è uno vero. devo avere come- Aspetta. mi ho fatto la doccia. Ma io che sono esterno. Mi ho mangiato un panino, mi ho fatto la A me doccia. fate ridere perché io che vengo dal Sulcis, io questa cosa. Allora, anche nel Sulcis c'è Carbonia contro i Glisos, che è una storia troppo stupida perché è tipo il povero senza braccia contro il povero senza gambe, no? Che si sputano. Allora, a me fanno ridere perché se tu vai a Sassari, loro ti dicono, a Sassari è una città di cultura, perché parlano con lo svizzero, no? Quindi quando parlano con un succitano, poi quando viene a Cagliari, i sassaresi sono gelosi, poi i sassaresi, i cagliaritani sono gelosi. No, i cagliaritani ai sassaresi non li cagano. Non è li vero strisci. questo. No, la È di realtà è riflesso, questa. è vero. Cioè, è proprio questo. I beh, voi siete cagliaritani tre ai cagliaritani. sassaresi. Mi sembra un no, po' schierata, Tiziana. Sassaresi, voglio dirvi questa cosa. Noi vi amiamo moltissimo perché adoriamo le minoranze etniche. Ma come si chiama il trash? No, è vero. No, cioè, gli vogliamo bene come se fossero sardi.
loro non sono sardi, Esatto. no, perché non parlano la lingua sarda, ma loro È parlano di Sassari lui. la penso sia fermato. il loro dialetto, che è un Cazzo. dialetto, mentre noi abbiamo la lingua sarda che ha le varianti, loro hanno il loro dialetto, che sono simpaticissimi. I sassaresi sono veramente molto affabili rispetto ai cagliaritani. Si mangia Che benissimo sono degli a Sassari, stronzi, peraltro, secondo me. rinomati, degli No, stronzi. non è vero che sono degli stronzi, si mangia molto bene. C'è da dire questo. Potete parlare, ragazzi, però non dovete dire ma non parolacce. interrompermi mentre sto dicendo la mia disamina su Sassari. C'erano due pronti i tizi, non volevo che ti interrompessero loro. Scusami. Lo sai che mia mamma è sassarese? Vai avanti. No, mia mamma era di Olbia, quindi vabbè, adesso è provincia a sé, ma all'epoca no. Che succede? Sassari vive in realtà tuttora come una città di provincia, e questo si sente molto. Eppure sono simpatici, sono talentuosi sotto certi aspetti. Dimmi il nome di un comico di Sassari. Pino la lavatrice. Buzz. Buzz. Beh, Buzz Costiga. Costiga faceva ridere un botto. Buzz, Figa. Buzz non è di Sassari, però. È Non di è proprio origine- Sassari. dov'è? Non mi ricordo. Cerchiamo, Controlla, ma- Ale. Dici proprio Sassari città? Sto parlando di Sassari città. Dimmi il nome di un No, comico. neanche fino agli anticorpi sono di Sassari città. Non lo so. Nato No. il 16 gennaio 79 a Sassari. Allora è Buzz? sassarese. Vabbè, Buzz. Ma anche Pino la lavatrice sono di Sassari. No, Sì. no, controlla. Forse le parrucche le hanno prese a Sassari. Pino e gli anticorpi. Sicuramente Cagliari è più bella di Sassari. Sicuramente provincia, però... Però- È diversa come città. Cagliari, Cagliari è una città di mare e Sassari non lo è. Però quando vai a vedere, quando suoni a Sassari, i sassaresi vengono a ascoltarti, sono curiosi. Quando suoni a Cagliari, se non fai parte di una cerchia, non esisti. Questo succede in tutte le grandi città. Ah, Non c'è niente è da quello. fare. Essendo noi una grande città è normale. No, a me piace andare a fare gli spettacoli a Sassari. Piaceva, tizi. I sassaresi sono Dopo- simpatici, gli ho dato anche la possibilità di farci un processo, è stato molto divertente, con la goliardia sassarese, quindi ci hanno massacrato a noi cagliaritani, ma ne siamo uscite vincitrici. Ma com'è andato sto processo? Cioè, era chiaramente una roba amichevole, scherzosa. Era Toast. amichevole. Il processo era che noi, per avere la firma, la famosa firma, dopo che tu ci mandi con la mappa e con la cartina, ci mandi in giro da quei sardi che non si credono sardi, finiamo dai sassaresi che appunto della lingua sarda non gliene frega niente, per farci firmare il documento Daniele Monachella, che è, in quel caso è il pontefice massimo dell'Università di Sassari, così si chiamano quelli della goliardia, in aula magna ci fa superare delle prove. E superare le prove, le lucide devono dire delle cose che i cagliaritani, cioè è molto difficile da dire per un cagliaritano, no? Dire che la Faradda è meglio di Sant'Efisio, per esempio, oppure dire forza TORRS, ok, è molto difficile per un cagliaritano. Quello è veramente difficile. Oppure dire Io che ho assistito a un matrimonio che stava per terminare per le Scusate un due attimo. fazioni, Sì. dove c'è stato un momento di Sì. È tipo Gigi cosa- Riva non conta nulla. che Su Gigi Riva Cioè- le lucide crollano e dicono basta, non fa niente, non vogliamo più la firma perché Gigi Riva non si tocca. E a quel punto poi ci sarà uno scenario divertente, la situazione si capovolge e diventa una cosa bella. Dica. Allora, tu hai detto una cosa che mi fa ridere, sempre tornando a questa cosa di... che Sant'Efisio o Scusate, fermi un attimo. Massimiliano Puddu si scriva, registri questa cosa molto bene, si metta agli atti che Massimiliano Puddu ha detto: Tiziana, tu hai detto una cosa che mi ha fatto molto ridere. Sì. Cioè, Massimiliano Puddu No, ma tu ha mi stai detto che simpaticissimo, io ho... No, simpaticissimo è un'altra cosa. Fa ridere, Ha detto, hai detto una Ma cosa cosa che mi ha fatto molto Devo ridere. finire però. Non l'ha mai detto Regista. manco a Allora, me. hanno un problema i cagliaritani, no? Quando guardano Sant'Efisio si dimenticano che il cazzo di patrono di questa fottuta isola è nero ed è di Sant'Antioco. E ci piace un Ecco, sacco. è il vostro buff, il vostro D'Artagnan carico di gioielli. Quando c'è da fare la partita titolare si sente una mano nella spalla e dice: ciao Effi, siediti un attimo. E arriva Sant'Antioco, che è il patrono della Sardegna. E una volta questa cosa l'ho detta a un tavolo di cagliaritani, no?
Maureddino, ho fatto, a parte che sei Maureddino anche tu, coglione. Sant'Efisio, avevo con questo Sant'Antioco, gli ho fatto, Sant'Antioco è il patrono della Sardegna. Ma gandumma, io galloni. È entrato su Pensavo Google fosse Gigi Riva. e si è visto su Google lentamente nei suoi occhi la sconfitta. Ma Sant'Antioco è anche il luogo in assoluto più Più antico che ci d'Europa. sia, cioè in Europa. Ma Sì. di che parliamo? È comunque sempre più vicino a Cagliari che a Sassari. Questa direi che è una conclusione meritevole. Scusa, il San Saturnino è il patrono di Cagliari, no? Non lo sapevi? lo so. Ah, ok. Anche perché è un giorno Anche di se non di sono molto scuola legato a solo queste per cose. quello, quindi noi San Saturnino ce lo ricordiamo perché era il giorno prima di tipo dei santi o dei morti, non mi ricordo, non si andava a scuola perché c'era San Saturnino. Creava ponte. Passano Creava e ponte. riconoscono solo Tiziana. Dicono chi è c'è un filippino con una camicia di merda, un mago pettinato da coglione e poi c'è Tiziana. Comunque una piccola parentesi perché mi sono ricordato una cosa, altro comico sassarese, visto che prima abbiamo nominato Avanzi, Pierfrancesco Locche. Locke era il mio idolo con la Dandini, cazzo. Locke, grande simpatico, grande, veramente molto simpatico. Serena, non te lo ricordi lui con la Guzzanti che faceva Mona a Pozzi? Certo. Che meraviglia. È vero, Sassari 3, Cagliari 0. Però Beh, adesso. vabbè, oddio. Beh, No, cabarettisti di Poi Cagliari, parliamo di vabbè, cabarettisti negli ultimi cagliaritani. anni Cagliari ha visto Sì, comunque stiamo parlando di cabarettisti con loro. No, con parliamo, Piero gli Anticorpi. parliamo di cabarettisti. Cabarettisti di qua ce n'è. Chi? Ah, Cagliari, però aspetta. beh, Poi a cabarettisti che fanno, che hanno la fatto Pola. sempre cabaret, la Pola, quelle cabaret Con puro. tutto il rispetto per Massi Così. che è un grande, però gli altri Posso 3 entrare? a livello internazionale. Anche Massi è toghissimo. No, è una carriera diversa quella di Massimo, cioè lui è il classico proprio capocomico della È il cabaret. Mago Forest della un Pola. po' di più perché E anche con tanto no, autore. Ma con è tanto un tanto autore. No, vabbè, lui è un genio. Locche si sta... No, Massimiliano Medda, cioè- Vabbè, lui è un grande. Massimiliano è come Benito Urgo, insomma, siamo Di dove è Benito Urgo? scusami, Di Santa di Oristano, di Ecco, Santa a che cosa Giusta. più vicino Oristano? A Sassari o a Cagliari? A Cagliari. Un pochino, per un tanto A casa. così. In treno sicuramente... Tizi ha aperto Google Maps e ha speso 40.000 No, euro. ragazzi, io Chiaro. veramente è devastante questa cosa perché voi cogliete nel segno la mia debolezza. Io sono una persona fortemente inclusiva che ama veramente senza discriminazioni di genere, di sesso, di politica, di qualsiasi cosa, ma su questa cosa io crollo su questa roba e voi siete dei bastardi, tutti e tre, perché mi volete veramente far crollare sempre di più. Più mi mettete alla prova e più viene fuori questo fanatismo cagliaritano che Ce non è l'avete tutti. giustificato, perché io ho vissuto in luoghi che sono internazionali. Tipo? Ma sì, in Germania, in Francia, sono stata in America, negli Stati Uniti, in Spagna, in tournée, poi non ne parliamo, ovunque. Eppure c'è questa debolezza legata a... Niente, l'amore per Cagliari è pari quasi a quanto quello di OnlyFans. Che, non so, che mi documento adesso, perché guarda, mi stai mettendo in difficoltà. Ah, Io si arrotonda bene, guarda. se te lo Ascolta, consiglio. Tizi, secondo me dobbiamo chiudere con 3 cose che ti piacciono di Sassari. La prima. Piazza d'Italia, Ti enorme, bianca, proprio passeggiabile, interessante. Piazza d'Italia mi piace. Poi di Sassari, Seconda. devo dire la classica cosa Certo. da Zelig. Ormai c'è. Lo Dai, devo è dire. la chiamata. Uff, questa cosa proprio Zelig. Tipo? No, quella lasciala... Ah no, quella non dirla, dai. Quella la diceva Pasqualino un periodo. Il cartello per tornare a Cagliari. Esatto, il treno. No, dai, altre 2 Quella cose è molto belle. Zelig. Cosa mi piace di Sassari? Aspetta. Allora, Piazza d'Italia mi piace. Quella è una. Puoi dire anche Locche, così tipo... No, perché ci sono tanti amici attori sassaresi che mi piacciono. Cos'altro mi piace di Sassari in generale? La goliardia. Goliardi dei sassaresi. Bello. Loro essere goliardici e la Piazza d'Italia che è proprio ampia, enorme. Mi piacerebbe a Cagliari una piazza così Quindi grande. 2 cose. 2 cose. La Tre. terza? 3 ho detto. 3. Perché 3? Perché allora non sapete Piazza d'Italia. Piazza d'Italia. Ah, forse è Piazza d'Italia. No, Piazza d'Italia. Poi cosa ho detto? La goliardia
E poi ho detto un'altra cosa, vero Andrea? No, Ne manca una e non può essere un augurio o una parolaccia riferita a un luogo o... Cosa mi piace di Sassari? Il MOS, il Movimento Omosessuale Sardo, è una bellissima è associazione. di Sassari. Sì, MOS, Movimento Omosessuale Sardo. Ah, di pensavo Sassari. sassarese. Il MOS mi piace molto, molto, tutti loro. E comunque in queste tre cose non ci ha messo i sassaresi. Esatto, Questo va sottolineato. No, sono tutti sassaresi, loro malgrado. Tuttavia, Va bene, allora, dai. ringraziamo a Tiziana per questa... ringraziamo a Tiziana, meraviglioso. questo è molto stai- Casteldaio. È molto sardismo ed viene dallo spagnolo. allora, Viene dallo spagnolo. Noi di Perché lui ha origini Carbonia, spagnole. allora, a noi di Carbonia ci rompete il cazzo quando parliamo italiano. Vi chiediamo un pezzo di pizza, cosa? Un pezzo Poi di- parliamo un po' in sardo. Ah, minchia, non vi va bene No, vuoi nulla. raccontare questa storia di Carbona che dite vieni No, allora, Tizi, te l'ho spiegata. me l'ha spiegato, non mi entra in testa, non mi entra in testa. Per la cosa che abbiamo fatto noi ci poteva stare perché i carboniensi non possono esistere perché Carbonia è nata nel 37. Quindi molti venivano da Teulada, Giba, altri posti che magari forse esistevano già, forse non lo so. Comunque, praticamente non a Carbonia non si parla sardo, i carboniensi parlano italiano. Perché da noi c'erano i minatori toscani, siciliani. Osaccio. Però nelle bide vicino alcuni ti dicono sì. Allora, vogliamo fare questo straordinario esempio per Galleria Progetti, vi prego, raccontaci, dici due frasi con questa Io ne sono locuzione, all'oscuro di modalità. sta cosa. Infatti ti sto dicendo, è divertente perché nessuno lo sa, però raccontiamola, quindi Può Massimo- capitare che sei in una bida sulcitana che sono tutte bellissime con gente geniale che anziché dire paninno come dite voi, No, lo magari dicono uno a ti dice, Iglesias. l'ho fatto o Ridillo. l'ho fatto o sì. L'ho fatto, Ma è un modo. Davvero dicono così? L'ho Sì, fatto, alcuni. dai, Non è che se vai a San Giovanni Suergio tutti ti dicono ciao. No, io ho fatica a fargli dire questa cosa, non riesco a capire perché. È bellissima, raccontala. Dai frasi random. dai. Questo in alcune bide del Fai un esempio di una frase. tipo l'altro ieri Ma non è Non lo favoloso. sapevo, non ne avevo idea. Neanche io. Dai, sentiamola. Cazzo. L'altro ieri stavo facendo ma è un pezzo L'altro ieri stavo facendo. Ma voi lo sapevate? succede È una- È incredibile, non l'ho mai sentito in vita mia. È meraviglioso, è un rap, cioè. ma alcuni, capito? Come qua Alcuni. Alcuni Alcuni Sto imparando il Sto carboniere. imparando. allora, questa cosa cosa c'è ed è rarissima e sta anche morendo, però c'era da alcune persone che vivevano nelle bide intorno. Che meraviglia. Ma non so Bestiale. perché, da dove cazzo nasce questa cosa, però ne ho sentito più di uno io. Allora, Bestiale. fatevi avanti nei commenti, insomma, intervenite prossimamente voi ad aiutarci proprio a trovare qualcuno che ci fa degli esempi più pratici di quelli di Massimiliano Puddu, che è fatica proprio. Ma perché È una più cosa- forte di lui quando una cosa è troppo cabarettistica, Allora, le imitazioni non la vuole quando- fare. no, io Sono sto- dice che sono Io Brignano. sto molto bravo facendo le imitazioni. in Lo so, realtà. ma infatti dovresti Fatto- farle, però hai paura di fare cabaret. Io so imitare anche Karl Heinz, Hai troppa che paura. ha un locale a Cagliari, Sì, lo conoscete? certo. Guarda, lo faccio per... Grazie Tiziana per essere venuta questa sera. Lo so Però fare, Massimiliano devi fare attenzione a quello che dice. non possiamo Allora, no, questa fare- imitazione degenera in cose un po' pesanti. Sì, Io- Non evitiamo- possiamo continuare, l'abbiamo già Possiamo fatto fare- abbastanza. Io per invece oggi. Però Noi sono bravissima a fare l'imitazione di politici, però non lo farò perché ho paura in questo momento. Io non so. La mia prima Bravo, imitazione, 30.000 come euro dicono i miei peso. genitori, è stata Andreotti, avevo 3 anni. Non so perché sia ancora vivo, non sia stato Cosa hai fatto saltare in fatto? Hai aria. ammazzato Aldo Moro. Esatto, ho fatto... Andreotti. Allora, Che quindi meraviglioso salutare chi ci ha personaggio. seguito, in generale, vabbè, chi non ci ha seguito ci beccherà nei reel, perché tanto... Riguardandosi il video, penso nessuno. Forse tu. No, io perché qua. Ma avete visto quelle 3-4 mila views fatte nei video? Sono mie. Certo, Assolutamente certo. Ringraziamo Galleria Progetti che ci invita Ringraziamo. sempre volentieri, per qualche Ringraziamo. motivo dà spazio anche a noi falliti. Io vorrei pubblicamente il reel dove trascino Bianca davanti alla telecamera perché le cose belle vanno mostrate.
In chiusura, dopo... Allora, abbiamo gli sponsor di Come Divano, che sono l'ultima cosa, giusto? Che devi Che permettono mandarli... la trasmissione perché Galleria Progetti mica ci paga. Galleria no, Progetti, mi piacerebbe. Galleria Progetti è praticamente un complotto degli stand-up comedian italiani che vogliono farci fallire. Questa è la verità. Proprio il colpo di grazia. Volete fare un podcast su Galleria Progetti? Sì, dai, chiudiamo in bellezza. Esatto, poi A me piace, io me li guardo i vostri podcast, cioè, e lo dico anche sinceramente nei momenti in cui sono più relax. Tipo Quindi- sul bagno. No, sul quando sto gabinetto. andando a dormire, che mi piace l'idea di addormentarmi ascoltando delle cose interessanti, anche divertenti. Quindi io li guardo e li ascolto i podcast di Galleria Progetti e lo consiglio a tutti. Sì, allora io devo essere sincero, alle volte guardo tutto, poi appena vedo Christian, no, dico no, Christian, no, sto scherzando, è un grande. Alla fine, Christian, fi sorridendo, quando non lo conosci pensi, questo è un coglione. Lo conosci, è un coglione, ma gli vuoi bene. È così, è... Cri, ti invitiamo a rispondere, a replicare, promesso, promesso. Vai, sponsor. Chiediamo alla regia di poter mandare questi contributi. Ci siamo? E allora, come ben vediamo, Come Divano Live è presentato da LinkedIn, che è un social network molto importante che si occupa appunto di connettere i pensionati e capire poi, insomma, dove si trovano i migliori cantieri e dove mandare i curriculum proprio per vederli. Poi abbiamo Boss di Ugo Bossetti, non Che è so- tornato non- in, che è in tornato auge. però un brand di abiti con il suo DNA. Ormai fa addosso, trasmissioni insomma. TV. Ha fatto delle cose così, insomma. Poi abbiamo Hyperpunk, che è una versione un pochino più aggiornata, diciamo, del supermercato, che tra l'altro c'è anche qua dietro, insomma. Cosa vende? Allora, Borchie. esattamente quello che troveresti all'Hyperpan, ma con le borchie. Ah, ok. Un chilo di Molto pesca con le semplice, borchie, esatto. tipo. Ok, ok. È un po' è un po' in ritardo il video e Tizi non sta capendo perché non vede. No, ma capisco, adesso E poi abbiamo Pauli, Paoli. che non è propriamente periodo di Pandori. panettoni e pandori, però comunque ci portiamo avanti, sta arrivando l'estate, Natale è lì, Arriva, A proposito, arriva. cosa fate a Capodanno voi? Perché bisogna organizzarsi. Tizi, Hai hai ragione, mi spettacoli sono a organizzato, Capodanno. c'ho già ansia. Normalmente a Capodanno vorrei non lavorare, però certe volte capita presentare tipo Capodanni, cose del genere. Ci sta. Sì. So La si soldi. finisce sempre Noi lì. l'abbiamo So fatto soldi. un Capodanno, questo stronzo, il mio compleanno, a Capodanno mi fa, Massi, ho trovato una serata a Capodanno, io a Scalloni, Seoristano, fighissima, una discoteca, io ero verde, stavo male quel periodo, e lui mi ha fatto, da quanto che non bevi acqua? Gli ho detto, 4 giorni. Ok. Però, e infatti gli ho detto, ma portami in ospedale, mi fanno, comunque, a parte il mio alcolismo, inizia la serata, va bene, tranne per un signore, si alza, il signore avrà pesato 140 kg, 70 anni, si alza e mentre passa vicino al palco mi fa bravo, farai molta strada. Io mi sono girato, beh, anche lei non mi sembra proprio messo benissimo. È quello Infatti- che è successo è esattamente successo esattamente così e poi è esploso letteralmente e si sono cibati di cinghiali dei suoi resti. No, sto scherzando. Quest'ultima parte è Monty finita, ma il resto è Python, tutto... Però- visto che stiamo parlando di Monty Python, ci siamo. Però mi aveva davvero detto questa cosa. Vai con Abbiamo l'ultimo sponsor che è Che? The Fecathlon. Fecathlon, È bello. abbigliamento sportivo per chi Di merda, tendenzialmente soffre. esatto, e soffre di incontinenza rettale. Ringraziamo quindi gli sponsor Grazie. di Alessandro Congiu che è in come si dice regia? Ok. Come lo vogliamo chiamare? Come si chiama quella postazione là? È la Non lo so. classica Impiccionaia. no, è speakeraggio in realtà la tua postazione. Speakeraggio, però sempre fallito. Mi va molto per- bene, per posso restare parlare sempre con a una voce livello. molto più bassa e un po' impostata. Esatto. Quindi, niente, grazie a tutti. Grazie, mille. Grazie mille a tutti. grazie di avermi invitato, mi fa sempre piacere venire qua. Magari riorganizzeremo e vieni con l'altra tua Con l'altra, la mia socia Michela Sarebbe Salemusio. fantastico. Miki, un applauso, un ciaone. Miki è veramente un talento comico incredibile, meritava di essere lei qui più di me perché lei è veramente un talento comico naturale. Vabbè, Questo ce lo un'ottima dovevi dire ieri, motivazione- È un'ottima motivazione per organizzarne un'altra. Sì. Ma ascolta, Io sono costruita, lei è quindi lei è ci naturale. lasciamo con questa. Chi è più brava, tu o Michela? A fare cosa? La comica, chi è più? Dipende dai personaggi, ma lei è decisamente 1000 volte più brava di me
è veramente intuitiva, comica. Io mi reputo più un'autrice, però certe serate le azzecco anche io. È bestiale sta roba. Quindi è più brava lei. Lei è più brava di me, ma certe serate le azzecco anche io. Dobbiamo rifarla, quindi dobbiamo richiamarle tutte e due, per Cioè, forza. Lei è mediamente per forza. meglio, ma i picchi migliori sono miei. Cioè, tipo No, una roba no, del genere. lei c'ha picchi migliori sempre, però se becco la serata vado alla grande anch'io. Però ribadisco, se becco la serata, mentre invece lei La è... becca sempre. Vabbè, non è social media a caso, cioè è veramente Jim Carrey, è Jerry Lewis, è una buffona vera, è buffa, poi dice delle cose che sono esilaranti, è veramente un'artista splendida, straordinaria, è un'attrice drammatica. Ragazzi, scusate, io me la canto e me la suono, ma ho accanto una socia che è un'attrice sia drammatica che comica, che ha un registro e una cifra straordinaria. Brava Michela. È una cosa Continua bellissima così. questo amore che hai ovviamente per la No, tua veramente- collega. È un'attrice capricciosa, rompicoglioni, una veramente molto come si dice quando una è Rispettosa. no, è indisciplinata, ecco. Ma è un talento incredibile, è molto indisciplinata, come tutte le rockstar. Grazie ancora a tutti. Invece io un giorno parlerò di quanto è bello lavorare con persone che non valgono un cazzo. Ma questo è un'altra storia, forse. Ne parleremo la prossima Esatto. volta. Grazie Allora, a tutti. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E adesso Buona serata. possiamo Ci andarcene vediamo. a fanculo. Se Ci non leviamo sbaglio. dai coglioni. No, io no, non me ne andrò mai lì. Andrò a fare quello che le donne della mia età vanno a fare. Esattamente che cosa? La pedicure. Bravo. Ciao a tutti, buona Ciao serata. a tutti. Buona serata. Ciao a tutti.